Sì, eccoci qua. Allora, chiedo alla regia, scusatemi, stiamo predisponendo un collegamento con Valentina Visentin da Padova, con Confesercenti Padova, credo, Nicola Rossi. Allora, per concludere, Sindaco Paola Roma, ricordiamo le cose principali. Allora, rispetto anche al DPCM, ricordiamoci che per esigenze lavorative ci si sposta, per motivi di salute sono garantite le prestazioni sanitarie e per situazioni di necessità comprovate devo portare i farmaci ai miei familiari, ai miei parenti, alla nonna, per esempio. Quando dobbiamo spostarci, dobbiamo uscire, la spesa la facciamo nel nostro paese, non andiamo a farla nell'altro, quindi abito a Ponte di Piave, faccio la spesa a Ponte di Piave. Faccio la spesa, vado in farmacia, facciamo quelle che sono le attività strettamente necessarie. Ringrazio anche tutti quei negozi che hanno deciso spontaneamente, lo dicevi tu prima Nicola, di chiudere. Quindi anche alcune aziende, anche alcune aziende, Coin per esempio, certo, ha detto che chiude da domani fino al 22. Ecco, cerchiamo veramente di fare le cose strettamente necessarie, tuteliamo noi, la nostra famiglia, i nostri familiari e chi abbiamo a casa. Cerchiamo di andare a casa. Questione mercati? Questione mercati. Nella parte dei mercati arriverà poi anche una circolare da parte della prefettura, ma i mercati, ci sono state diverse ordinanze di alcuni sindaci, rimarranno chiusi, anche a Ponte di Piave, che sarebbe il venerdì nella frazione e il sabato nel capoluogo, chiusi. Questa è una volontà parallela per tutti quanti di tenere chiuso, perché chiaramente nessuno di noi rispetto alle FAC dell'IPCM ha delle persone che possono controllare gli accessi, non c'è possibile farlo, quindi rimangono chiusi. Ultima cosa, i ragazzi, i giovani. Un appello ragazzi, imparate voi ad aiutare noi, che siamo più vecchi di voi, ad essere degli influencer. Influenzate tutti quanti a stare a casa, aiutateci, ce l'ha detto il presidente Zaia prima e ha parlato per tutti quanti. Aiutateci a far andare a casa le persone, rimanete a casa voi per primi perché aiutate noi a proteggere sia voi, la vostra famiglia, i vostri contatti. Aiutateci, state a casa. Grazie a Paola Roma, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2, nonché Sindaco dei Ponte di Piave. Adesso ci colleghiamo con Valentina Visentin Padova e noi la salutiamo. Grazie davvero. Nicola, grazie. Allora, eccola, la vedo, Valentina Visentin, insieme a forse Cristian Roca Allende? Sì. No, sono con Federico Cibotto ecco, e con me, lo vedete a distanza di sicurezza di 1 metro, Nicola Rossi, Presidente della Confesercenti di Padova, perché ovviamente con lui adesso cercheremo di capire se è il caso di arrivare alla chiusura dei negozi. L'avete sentito le parole del governatore Luca Zaia, e molte sono le attività padovane che stanno decidendo di chiudere anche spontaneamente. Ci sono moltissimi negozi che già hanno fatto sapere ai clienti di fiducia attraverso la messaggistica che da domani resteranno chiusi. Sentiamo se questo ce lo conferma anche Nicola Rossi. Come sta andando? Qual è la sensazione? Cosa le fanno sapere i suoi iscritti? La sensazione, il problema è grave, è gravissimo, cioè in sostanza non si lavora o per un motivo, o chi per un motivo, chi per un altro, però la situazione è veramente drammatica. Il fatto di dover chiudere come dire, è un altro momento di ulteriore drammaticità e difficoltà, però considerando è un'agonia in questo momento, cioè effettivamente è un problema di proprio la gente rimane a casa, anche giustamente, perché i numeri, purtroppo la curva epidemiologica che stiamo vedendo è una curva brutta, per cui la gente giustamente segue e fa bene a seguire tutti i consigli che vengono dati, per cui ritengo che la parola deve essere quella degli esperti, cioè i virologi, i clinici. Se i clinici ci dicono è meglio tenere chiuso quei 15 giorni e risolvere finalmente il problema, perché abbiamo le rianimazioni al collasso, abbiamo la struttura sanitaria che è un'eccellenza, quella nostra del nord-est ma di tutta Italia, veramente in gravissime difficoltà, qui si rischia di non riuscire neanche come dire, a curare in maniera idonea i normali malati. Bene, dico che se c'è una convergenza, chiudere forse in questo momento può essere forse il male minore che ci consente poi di ripartire naturalmente, però
chiudere vuol dire avere dei gravissimi danni economici, e questa volta però il governo dovrà non utilizzare come nel passato, come spesso nel passato, i pannicelli caldi, cose palliative, cioè qua bisogna entrare nel problema. Il problema è il calo di ricavi, il calo di fatturato, il calo forte che c'è stato già in realtà e che continuerà a esserci, non sappiamo ancora per quanto tempo. Un intervento forte e deciso stavolta dovrà esserci. Quindi secondo lei potrebbero già iniziare a chiudere tutti quei negozi che non sono indispensabili, insomma, quelli, parliamo di, non so, anche perché adesso ci si può muovere solo o per motivi di lavoro o per conclamate necessità o per motivi di salute, quindi insomma fare la spesa. Tutti quei negozi che non rientrano in queste categorie secondo lei dovrebbero già iniziare? Ma io, secondo me, come ha fatto, allora la Regione Lombardia ritengo abbia fatto una cosa corretta, ha fatto una richiesta al governo di chiusura. Una richiesta di chiusura vuol dire che noi abbiamo l'obbligo di chiusura. Aspettiamo, come dire, cosa deciderà il nostro governatore, aspettiamo cosa deciderà il Veneto e poi naturalmente noi obbediremo agli ordini. Comunque come categorie siete disposti a questo sacrificio? Ma siamo disposti, se è inevitabile credo che ormai stiamo andando verso un qualcosa di inevitabile, ci siamo. Se non avete altre domande da studio restituisco la linea. Grazie a Valentina Visentin, Confesercenti Padova. Calza a pennello allora il nostro ospite di adesso, ci ha raggiunto Andrea De Checchi, che non è solo, buongiorno, buon pomeriggio ormai, buon pomeriggio, il vice sindaco di Treviso, ma anche l'assessore alle attività produttive, quindi insomma chi meglio di lui ci può parlare di questo. A proposito, un comunicato di Ascom Confcommercio Treviso, che dice il commercio si autodisciplina e in parte chiude. Capraro, che è il presidente, Federico Capraro, di Ascom Confcommercio Treviso, dice sta prevalendo la coesione sociale, la salute pubblica è la priorità. Allora cosa sta accadendo a Treviso? Ci sono negozi che ormai hanno deciso probabilmente di chiudere anche senza attendere il decreto. Insomma, abbiamo visto che questa è la soluzione di molti imprenditori, piccoli imprenditori. Ma devo dire di sì, devo peraltro fare anche complimenti ai nostri imprenditori, ai nostri commercianti, ai nostri artigiani che autonomamente hanno deciso di prendere questa decisione con grande senso di responsabilità, che è proprio tesa a salvaguardare gli utenti, i propri dipendenti e se stessi. Ci troviamo di fronte chiaramente a un'emergenza di natura epocale, non ho mai visto qualcosa di simile in precedenza, e di fronte a situazioni di questo genere naturalmente vanno adottati provvedimenti di natura eccezionale. Non possiamo permettere che venga sottovalutato il rischio di contagio, quindi va fatto un appello forte, e il nostro mondo imprenditoriale lo sta cogliendo, a far sì che la gente stia a casa. In modo particolare gli anziani devono cogliere questo invito, deve essere fatto questo invito a restare in casa, a trovare tutte quelle soluzioni che possono consentire naturalmente i livelli qualitativi di vita, quindi legati alla spesa, al farmaco, attraverso anche l'aiuto dei comuni, delle aziende sanitarie, però l'appello deve essere forte e deve essere restate in casa. E cosa le stanno dicendo i commercianti in questi giorni, in queste settimane? Come abbiamo visto, insomma, la famosa serrata, il coprifuoco dalle 18, queste immagini davvero particolari di una Treviso deserta, così come era deserta tutta la regione, i capoluoghi, le difficoltà le abbiamo sentite, insomma cosa le dicono? Ma devo dire che, guardi, anche l'altra sera uscivo dal municipio attorno alle 19:30, alle 20, e devo dire francamente lo scenario è uno scenario da film, abituati a vedere la vita, a vedere i parcheggi, le macchine, vedere tutto vuoto è qualcosa che colpisce in maniera drammatica, ma è necessario. E i commercianti, gli artigiani, coloro che lavorano in città, accanto alla evidente e legittima preoccupazione per la propria attività economica, della quale magari dopo, se vuole, spendiamo qualche parola. Certo. La sensazione, però, loro stessi comunicano la necessità di rimanere in casa, di serrare le attività,
nell'auspicio veritiero, a mio modo di vedere, che più ci atteniamo alle regole, più ci atteniamo alle disposizioni, anche alle libere disposizioni di chiudere, più rapidamente usciremo da questa emergenza. Quindi dicono che sono molto preoccupati per la propria attività economica, ma al tempo stesso prevale il senso di responsabilità nel non diffondere ulteriormente il contagio. C'è questa richiesta della Lombardia ufficiale al Premier che vede evidentemente d'accordo anche il Veneto, anche il Piemonte, lo diceva stamattina il governatore Cirio, il blocco totale, a parte i servizi essenziali, a questo punto sta diventando quasi una scelta obbligata. Ma guardi, io credo di sì, credo anche che di fatto si stia andando quasi in autonomia verso questo tipo di soluzione. Capisco perfettamente le esigenze dell'industria. Ecco, infatti la resistenza maggiore viene dal settore industriale. Lo capisco perfettamente perché chiudere l'industria significa non solo avere un danno diretto, ma poter perdere fasce di mercato, poter perdere avviamento, e quindi devo dire, sono perfettamente consapevole della preoccupazione e del rischio reale. Il PIL certamente si abbasserà, quindi non è paura, è concretezza nel risultato negativo. Credo però che più si riesca a mantenere serrati i ranghi in questo momento e più rapidamente noi potremo uscire complessivamente da questa crisi. Penso che i provvedimenti tampone, governare una situazione non compiutamente definita, possa solo portare all'allungamento di questa situazione. Credo quindi che l'appello dei governatori sia un appello assolutamente condivisibile, al governo trovare quelle soluzioni che possano consentire l'arresto rapido dell'epidemia e la salvaguardia del nostro tessuto imprenditoriale. Già prima che si arrivasse a questa situazione, lo ricordo, abbiamo in Veneto sforato il tetto dei 1000 contagiati, le parole di Zaia fortissime che risentiremo nuovamente più tardi: restate a casa altrimenti il rischio è quello che vedete, rischio contagio di 2 milioni di veneti entro un mese, e il rischio di svuotare gli ospedali, ma svuotare nel senso di svuotare dei malati ordinari, perché non ci sarà più posto se continua così. C'è un picco atteso in terapia intensiva entro 5 giorni e sarà probabilmente il momento della verità. Peraltro l'Istituto Superiore di Sanità, il Dipartimento, insomma Rezza, dice: mi aspetto ancora un numero in aumento, non un calo nei prossimi giorni, per effetto purtroppo di quello che è successo, cioè di chi non ha osservato le regole. Entro 14 giorni sapremo veramente se ci sarà un calo del picco. Prima che si arrivasse a questa situazione, comunque, da amministratori, da buoni amministratori, insomma, voi avete già pensato al dopo, a come si può ripartire in ogni caso, sperando che la cosa finisca presto. Per Treviso le soluzioni quali sono? Ma allora, noi abbiamo adottato alcune misure nell'immediatezza. Nell'immediatezza le misure che abbiamo adottato, quindi con l'imposizione comunale che è nella nostra disponibilità, sono la postergazione e lo slittamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e le poste sulla pubblicità, che con le scadenze più recenti andranno invece al 31 ottobre e al 30 settembre. Quindi la modalità di poter non arrecare esborsi finanziari alle aziende trevigiane. Stiamo studiando degli altri provvedimenti perché questa postergazione possa poi diventare uno sconto definitivo con l'applicazione magari successiva delle imposte. È evidente che accanto a questo servono degli importanti interventi di natura governativa, quindi su tutta quella fase di imposizione tributaria e fiscale che non dipende dagli amministratori locali e legata anche al mondo del lavoro. Quindi è necessario intervenire sui mutui con delle moratorie, è necessario intervenire sulla cassa integrazione, è necessario intervenire sull'imposizione fiscale. Dobbiamo
assolutamente garantire che finanziariamente, considerato che non c'è entrata, non ci sia uscita. Poi intanto rivedremo, quindi la prima mossa da portare avanti è cercare di limitare l'esborso, quindi contributi, quindi tasse, quindi imposte, quindi utenze, servizi, mutui. Faccio anche un grande appello accorato ai privati proprietari di immobili perché siano disponibili a negoziare con i propri conduttori il canone d'affitto. Certo. L'altra grande preoccupazione che io percepisco accanto alle tasse, ai dipendenti, ai mutui, sono i canoni d'affitto. Prego i proprietari degli immobili di capire che le attività chiuse non incassano, è un momento di sofferenza per tutti, quindi vi prego, cercate di fare comunità con i vostri inquilini perché i canoni d'affitto vengano quantomeno sospesi e possibilmente ridotti per questo drammatico periodo. Aiutare le attività a sopravvivere, oltre che un dovere morale, significa anche garantire la continuità di quell'azienda e quindi poter percepire i canoni futuri. Importante questo appello del vice sindaco De Checchi, perché chiaramente trovandosi in questa situazione bisogna che ci diamo tutti una mano, che non si può chiedere soltanto chiedere e non darsi una mano. A proposito di Treviso, a proposito della situazione del settore turistico e commerciale, vediamo allora un piccolo squarcio sugli alberghi a Treviso. Mai un giorno di chiusura in 12 anni di attività, adesso in questa hall si sente l'eco. Così si presenta il BHR di Treviso, forse uno degli alberghi simbolo della marca, di certo uno dei più strategici, a ridosso della città capoluogo, vicino all'aeroporto e con un centro congressi da Guinness. Da lunedì è chiuso, inevitabilmente una struttura del genere con oltre 130 stanze può andare avanti solo con un 30% di occupazione, una soglia impossibile da raggiungere nei giorni della grande fuga e dell'appello a rimanere in casa. Sabato sera avevamo 2 ospiti in albergo, anche questi 2 ospiti hanno preferito lasciare la struttura domenica mattina per non correre il rischio di rimanere bloccati nel nostro territorio. Di conseguenza è venuta meno proprio l'esigenza di dover tenere aperto anche l'albergo. Nelle ultime ore con Assindustria e sindacati si è trovata una soluzione per i dipendenti, in questo caso una trentina, ovvero l'attivazione del fondo di integrazione salariale. Consente appunto ai lavoratori che non lavoreranno in questo periodo di avere appunto un'integrazione salariale pari circa un 60-70% della retribuzione ordinaria. Ma Tiziano Simonato non guarda soltanto alla struttura che gestisce da anni. Come vicepresidente del gruppo turismo di Assindustria Veneto Centro, il giro d'orizzonte è molto più ampio, da qui la richiesta di misure straordinarie come la sospensione della tassa di soggiorno, misura già annunciata dal Comune di Treviso, ma l'appello diretto va a tutti i sindaci del territorio. Noi chiediamo anche, se è possibile, la possibilità di poter non versare l'imposta di soggiorno che è stata raccolta per le 2 mensilità passate, quindi gennaio e febbraio. Su questo non so se sia possibile a livello operativo, ma è una richiesta che facciamo col cuore in mano per cercare di far fronte a questa situazione drammatica per il nostro settore. Vice Sindaco, che dire? Vedere queste immagini comunque è incredibile, per un'attività conosciuta insomma, sul territorio, ma è così per altre. Il senso di vuoto. Sono immagini che non avremmo mai immaginato di vedere. Il tema era come rilanciare, come mantenere una città che cresceva nei numeri del turismo, aiutare il commercio di prossimità, studiare, elaborare all'interno del distretto del commercio politiche per il rilancio. Quindi ricordo, insomma, prima che ci scoppiasse questa emergenza, si stava parlando di parcheggi, rilanciare, eccetera. Tutto questo ha travolto completamente la situazione. Allora, devo dire, in realtà, se mi permette, no. Nel senso, anzi, non l'ha travolto. Ha travolto magari il dibattito su questo. Ha travolto il dibattito attuale.
però rende ancora più evidente la necessità che quei provvedimenti non solo devono essere adottati, ma devono essere ampliati. Perché dice così? Perché io, guardi, tra l'essere pessimista e ottimista non costa nulla. Quindi, volendo necessariamente vedere il bicchiere mezzo pieno, io sono convinto che non appena questa emergenza cesserà, noi potremmo godere di un piccolo effetto pendolo, cioè quando qualcosa è contro la propria volontà trattenuta, nel momento in cui si molla, il pendolo oscilla, quindi scatta improvvisamente dall'altra parte, non va ad assestarsi. Ecco, noi dovremmo essere pronti a intercettare immediatamente quella voglia di vivere, di riuscire, di ritornare alla normalità, investendo immediatamente. Noi dovremo far sì che non appena torneremo alla normalità, non ciò che era stato previsto, ma 10, 20, 30 volte ciò che era stato previsto venga immediatamente immesso nel sistema, perché da subito vi sia uno shock per rispondere immediatamente a quello che abbiamo passato. Questo cosa significa in termini pratici? Che se noi avevamo immaginato di spendere 100, 200, 300 mila euro, dico naturalmente numeri non puntuali, ma solamente per fare capire il concetto, dovremmo spenderne il doppio in spesa indiretta e spesa diretta in termini di contributo, perché tutto quello che abbiamo perso venga subito reimpostato. Mi riferisco alle manifestazioni, agli eventi, a parcheggi gratuiti in determinati giorni della settimana, in determinate fasce orarie, a riversare immediatamente denari e servizi nel tessuto economico della nostra città, perché si possa intercettare quell'onda positiva che ci sarà al momento della cessazione dell'emergenza e riuscire a farla diventare strutturale. Non è neppure sufficiente governare il primo mese e mezzo, i primi 2 mesi e mezzo di uscita, ma quell'effetto che io penso poter essere positivo deve diventare strutturale. Quei provvedimenti emergenziali che serviranno per uscire immediatamente dalla drammaticità di questi giorni devono diventare provvedimenti strutturali e portarci quantomeno a fine del 2020. Non so chi abbiamo al telefono. Pronto? Pronto? Ah, pronto, l'assessore regionale Roberto Marcato. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e chi ci sta guardando. Ecco, abbiamo con noi anche il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi, assessore alle attività produttive, insomma il suo omologo in comune di Treviso. Buongiorno Roberto. Buongiorno vice sindaco. Allora, volevo chiederle, che insomma stiamo parlando di questo settore visto che abbiamo lei al telefono. Intanto, che effetto le fa vedere che tante aziende sono in realtà piccole aziende, molti sono negozi, però anche per esempio Coin, parlo di una catena come Coin, che decidono senza aspettare un eventuale decreto del governo di chiudere per tutelare i propri dipendenti? Ma va dato atto che è un atto di responsabilità straordinario, perché insomma, chiunque capisce che chiudere un'attività, chiudere un'azienda significa un mancato introito, e farlo per la salute e l'incolumità dei propri dipendenti è un atto di responsabilità, quasi un atto d'amore, vorrei dire, nei confronti dei propri collaboratori, ed è la dimostrazione sempre della grandezza di questo popolo straordinario che sono i veneti. Senta, il dibattito è proprio questo adesso, le parole di Zaia molto forti di oggi, che scenario vede lei sul fronte delle attività produttive? Ma allora, le parole forti di Zaia, se tutti quanti ci diamo una mano rimanendo a casa e non muovendoci se non per necessità, anche l'impatto sull'economia può essere in qualche modo temperato. Se invece questa epidemia, questo dramma del coronavirus dovesse continuare per mesi, è del tutto evidente che il sistema non regge. Ecco, su questo mi permetto di fare però una considerazione. Così come si fa per le emergenze sociosanitarie, dove se si supera un certo limite si è costretti a fare delle scelte anche su chi curare,
Ecco, per l'economia deve valere lo stesso principio. Siccome non ci saranno risorse per tutti, una volta finita l'emergenza del coronavirus, io immagino che il governo dovrà stanziare ulteriori risorse per far ripartire l'economia. Io credo che sia opportuno che ad avere maggiori risorse siano intanto le regioni che hanno pagato di più il tributo al coronavirus, che sono Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che guarda caso sono anche le 3 regioni traino dell'economia nazionale. Allora lo dico anche a favore di qualche filosofo che immagina il solito aiuto che i veneti vorrebbero chiedere. Non si tratta di aiutare i veneti, ma aiutare il Veneto, l'economia del Veneto significa aiutare l'economia del paese. Se noi non rimettiamo in asse l'economia di queste 3 regioni, il sistema paese salta. Se salta il sistema paese non ci sono risorse per garantire i servizi sociosanitari. Questo lo devono capire. Cioè, oggi ci sono regioni che hanno un deficit negativo da prima del coronavirus e quelle regioni, il loro sistema sociosanitario in buona sostanza è tenuto in piedi dall'economia del nord. Per cui nel momento in cui dovremmo fare delle scelte per iniettare liquidità nel sistema produttivo, è da responsabili farlo innanzitutto per le 3 regioni che oggi pagano il tributo più forte. Cosa pensa del piano da 25 miliardi di cui ha parlato stamattina il Premier Conte per economia, insomma, per le famiglie e per le imprese? Ma allora, in termini comunicativi, 25 miliardi dice che suona bene. Fa effetto, dice lei? Sì, fa effetto. Bisogna capire che cosa significa 25 miliardi, perché intanto che tipo di iniziative facciamo, perché noi abbiamo le idee chiare su che cosa serve. Bisogna capire se le iniziative del governo collimano con le richieste del mondo produttivo ed economico del Veneto o della Lombardia o dell'Emilia Romagna. Tanto bisogna capire se c'è come dire, condivisione su questo. E dopo, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, non vorrei che arrivassimo nei soliti progetti a pioggia, per cui con la famosa frase dovremmo dare risorse così a pioggia e magari parcellizzandole in migliaia di rivoli che non servono a nulla. Nel momento in cui bisogna ritornare a correre serve una dose da cavallo, ma bisogna darlo ai cavalli che corrono. Lei dice deve essere canalizzato in modo chiaro e insomma... Assolutamente sì, quindi vedremo qual è come dire, la declinazione di questi 25 miliardi. Le chiedo un'ultima cosa, Assessore, gli industriali del Veneto però non sono molto d'accordo col blocco totale per 15 giorni, cosa dice a loro? No, io l'ho detto anche stamattina, il blocco totale può essere un'ipotesi a 2 condizioni. La prima, che ce lo dica la comunità scientifica, cioè la comunità scientifica ci dice è assolutamente necessario per debellare il coronavirus, bloccare tutto, ed è l'unico strumento che abbiamo. Se ce lo dicono loro, d'accordo o non d'accordo, noi questo dobbiamo fare, perché poi la responsabilità di chi governa è quella di mantenere la freddezza e la razionalità del ruolo che hai e di prendere decisioni. L'altra condizione è che nel momento in cui noi dovessimo decidere un blocco totale ci sia poi una serie di provvedimenti e un atteggiamento del governo centrale, delle regioni coinvolte e dei vari livelli istituzionali, un atteggiamento e risorse adeguate per la ripartenza. Cioè, perché se noi immaginiamo di chiudere e basta e poi ognuno si arrangia, così non funziona. Se invece noi diciamo benissimo, ecco perché dicevo prima, questi 25 miliardi di euro sono per l'emergenza, quindi per sostenere e tamponare 2 settimane, 3 settimane, un mese, o sono fondi strutturali per eventualmente sterilizzare la recessione? Perché stiamo parlando di 2 cose diverse. Quindi io capisco la preoccupazione degli industriali, ovviamente la priorità oggi è ridurre i tempi di distruzione di questo virus. Grazie grazie davvero e buon lavoro all'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato, buon lavoro.
Assessore o vice sindaco, come preferisci che la chiamo? Vice sindaco De Checchi. Per quanto riguarda l'attività, diciamo, politica, amministrativa ma politica, il Consiglio Comunale adesso con queste nuove restrizioni, con anche quello che sta accadendo, immagino che verrà posticipato a dopo il 3 aprile sicuramente, potrebbe essere così? Potrebbe essere, sì. È una soluzione? Noi già il Consiglio Comunale precedente è stato fatto a porte chiuse. Sì, c'era la soluzione a porte chiuse senza la gente e con le distanze di sicurezza, eccetera. Con le distanze di sicurezza. Adesso però... Adesso, guardi, io so che è stata fatta una riunione dei capigruppo proprio ieri pomeriggio, ho incrociato rapidamente questa mattina il Presidente del Consiglio, credo che la valutazione fosse quello di posticiparlo. E potrebbe esistere un'ipotesi di un Consiglio Comunale da remoto? Non credo. In questo momento mi pare che non se ne sia discusso. Tutto naturalmente è legato anche alle tematiche che devono essere trattate. Insomma. Certo. Io penso che il principio al quale tutti devono attenersi prima di eventualmente altri provvedimenti di natura governativa ulteriormente più restrittivi, la ratio, tutti i provvedimenti devono essere ricondotti anche nell'interpretazione a una filosofia. La filosofia non può essere quella che è necessario rimanere in casa salvo necessità. Quindi diciamo che tutto ciò che non è condotto o ricondotto alla necessità deve far sì che non ci siano incontri pubblici, privati, aggregazioni, possibilità di contagio. Quindi se ci atteniamo a questa bussola, io credo che poi tutte le soluzioni possono diventare più semplici anche nell'interpretazione. Vi faccio vedere un video particolarmente significativo, Worldwide Engineering, che è un'infografica in movimento, diciamo un video che vi mostra i casi confermati fuori dalla Cina dal 23 gennaio in poi. Vi fanno vedere anche come è cambiata la situazione nel corso, ecco lo vediamo, nel corso delle settimane dei mesi. Questo era a gennaio, quando ancora non c'era vedete, la Thailandia era al primo posto, diciamo, con i casi, 14, poi viene superata dal Giappone, si continuano a muovere, cominciano anche negli altri paesi. L'Italia per adesso ancora non c'è in questo conteggio, passano nel frattempo i giorni, siamo al 13 di febbraio, 14, Singapore pare essere quella con i maggiori casi fuori dalla Cina, e poi fra poco, quando scatterà il 21 febbraio, inizia ad arrivare i casi italiani. Vedete come subito l'Italia si alza il numero, arriva ad essere la seconda realtà al mondo dopo la Cina. Siamo al 3 marzo, 4 marzo e questa è la situazione fino a che siamo al punto in cui l'Italia è il paese con più contagiati fuori dalla Cina. Davvero impressionante questo video che fa capire come si è sviluppato il video e questo fa capire ancora una volta quanto sia importante applicare queste regole. Voglio dire, assolutamente fuori discussione applicare le norme, contenere il contagio, perché va ripetuto, più lo conteniamo prima ne usciamo. Rispetto a quel grafico che abbiamo visto mi piacerebbe vedere anche il numero di tamponi che vengono eseguiti. Questo è sicuramente vero, perché poi il dato è anche quello. Allora facciamo così, ripetiamo una cosa, ribadiamo una cosa che l'abbiamo detto prima, c'era il sindaco Paola Roma, ribadiamo che fino al prossimo 3 aprile e da oggi o da domani credo i mercati sono chiusi? Sono sospesi? Sì, i mercati sono sospesi. Non sono naturalmente sospesi la vendita di generi alimentari, quindi anche perché quella è una delle necessità famose, no? Impellenti. Sì. I mercati, vi è una risposta interpretativa del Ministero per cui fa salvi i mercati chiusi e i mercati all'aria aperta ma circoscritti, semplicemente perché ne è controllabile l'afflusso. I mercati, così come noi li conosciamo, così come sono nelle nostre piazze tradizionalmente, in questo momento non consentono di poter garantire la salute dei cittadini e la diffusione del contagio, l'eliminazione della diffusione del contagio. Quindi è necessario intervenire a salvaguardia della salute pubblica. Pertanto da oggi i mercati in Treviso, e vedo in altri comuni della provincia, così come in altri capoluoghi
della regione ma del paese intero, i mercati vengono sospesi fino al 3 aprile. Parliamo di mercati all'aria aperta, quindi mercati tradizionali, martedì, sabato, i rionali, nulla ha a che vedere invece con gli alimentari, i supermercati, le farmacie che invece continuano a prestare il proprio servizio in maniera regolare. Bene, ringrazio allora il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi, nonché assessore alle attività produttive, che ci ha dato il quadro della situazione a Treviso. Noi adesso sentiamo quello che ci ha detto al telefono poco più di un'ora fa l'assessore regionale all'istruzione nonché al lavoro Elena Donazzan, ma in questo caso parla di scuola e parla di scenari futuri. Sentiamole, grazie al vice sindaco. Grazie a lei. Questa situazione, questi picchi, queste previsioni fanno pensare che potrebbe anche ulteriormente prorogarsi. Qual è la sensazione? Sì, potrebbe certamente proseguire oltre il 3 di aprile, ma ovviamente attendiamo che gli organi scientifici ce lo dicano. Però intanto dobbiamo dire alcune cose. La prima cosa è che proprio perché i ragazzi non devono perdere la loro quotidianità, soprattutto per il dovere che ciascun cittadino deve fare, deve supportare, e loro devono studiare, devono continuare a farlo. Un'informazione utile per tutti. Con il Ministro dell'Istruzione stiamo anche ragionando sulla validità dell'anno scolastico. È chiaro che se i giorni che si perderanno saranno contenuti rispetto al raggiungimento degli obiettivi non tanto del programma ma della conoscenza per i ragazzi, perché in un regime di emergenza straordinaria la flessibilità ci deve far dire che non è solo un problema di giorni scuola, e nemmeno di rispetto pedissequo del programma, ma del risultato di conoscenza e di apprendimento che i ragazzi, per il livello che stanno avendo, terza, quarta, la quinta, la scuola elementare, ognuno deve raggiungere degli obiettivi per poter fare l'anno dopo con serenità, ebbene quelli dovranno essere ovviamente garantiti. Come se sarà necessario si dovrà andare a scuola a giugno, evidentemente, perché se abbiamo perso, in questo senso perso, giornate di scuola, ma non per la validità dell'anno, ma per la validità dell'apprendimento, si dovrà immaginare di dover proseguire l'anno scolastico. Il problema vero è quello degli esami di maturità, ma credo che avremo, con il buon senso e con il senso pratico che ci contraddistingue, risolveremo anche questi. Vuol dire che ci sarà qualche studente che prima volta nella storia farà gli esami a luglio. Questo potrebbe essere lo scenario se la chiusura delle scuole dovesse essere prorogata ulteriormente. Avete sentito l'assessore regionale Donazzan, chiaramente saranno condizioni che dovranno essere concertate con il Ministero dell'Istruzione, ma la situazione è questa, la situazione è grave e dunque potrebbe esserci questa soluzione. Talmente grave che vi facciamo risentire allora. La promessa è quello di farvi risentire spesso, perché è la parola d'ordine di oggi, la parola, il grido del governatore Luca Zaia, parlando non così, parlando con in mano i dati e moduli di previsione scientifici di quello che potrebbe accadere in Veneto se non si rispettano le regole. Luca Zaia. Una comunicazione che voglio fare ai veneti, nella speranza e nel ringraziarvi per l'assistenza che ci state dando in questi giorni, è molto chiara. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti.
Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. I nostri modelli che abbiamo seguito, i modelli matematici, gli algoritmi e il nostro ufficio studi ci dà delle proiezioni. Sono proiezioni che purtroppo, se non riusciamo a intervenire con l'aiuto di tutti, la curva non riusciamo ad arrestarla. Questo deve essere chiaro a tutti. C'è poco da fare atti di eroismo o di esorcismo, perché in questa fase bisogna guardare con obiettività quello che sta accadendo. La prima cura al virus siamo noi, nei nostri comportamenti, nel fatto che dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza nell'interlocuzione con le persone, nel fatto che dobbiamo limitare al minimo i rapporti sociali. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Si eviti di venire a fare domande se posso portare il bambino a ginnastica piuttosto che nel parco o altre robe del genere, perché la raccomandazione migliore che vi do è quella di stare in casa. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. Il che significa che è giusto tenere rapporti con i genitori piuttosto che con i figli o quant'altro, però sappiate che meno persone che si incontrano, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone, che moltiplicato per poi altre 2,4 per 2,4 per 2,4 alla fine infetta tutti i veneti. Adotteremo ulteriori misure sanitarie. Adesso attendo, abbiamo fatto una lunga videoconferenza stamattina presto. Abbiamo oggi una videoconferenza alle 15. Adotteremo ancora altre misure sanitarie, e questo sul fronte sanitario, per fare in modo di essere ancora più incisivi, invasivi nelle misure. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti ascoltino bene le mie parole e evitino di mandarmi commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni, ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Se noi veneti non rispettiamo le indicazioni di stare a casa, e mi meraviglio che ci sia anche qualcuno che invita a non stare a casa, se noi veneti non rispettiamo le condizioni di stare a casa, svuotiamo gli ospedali dai pazienti ordinari e purtroppo li dovremo dedicare tutti al coronavirus. Io non sto facendo allarmismo, vi ho sempre detto, i veneti mi conoscono, ho sempre detto la verità rispetto alla situazione. Fino ad oggi, a quest'ora, che non so che ora sia, che ora è? E che giorno è oggi? Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Lo dico ai genitori rispetto ai bimbi. I bimbi non muoiono se non vanno a fare un giro il fine settimana al mare piuttosto che ai centri commerciali o al parco. Lo dico agli anziani che devono mettersi in testa di restare in casa. Ringrazio tutti i ragazzi che da volontari si sono offerti, e anzi li invito a farlo sempre di più, a portare la spesa, ma portare la spesa vuol dire lasciarla sulla porta di casa. Cioè bisogna averli questi accorgimenti. Lo dico a tutte quelle persone che non hanno impegni di lavoro,
o che possono non avere impegni di lavoro, che possono permettersi di fare questa scelta di civiltà, di stare a casa. Lo stiamo dicendo con i nostri canali mediatici, lo stiamo dicendo con tutta la comunicazione, è un appello che facciamo. Qualcuno ci ha criticato perché usavamo gli influencer di 16 anni, adesso avete capito perché? Perché sapevamo che il problema era un problema che comunque si sarebbe sempre più ingrandito. A me fa piacere vedere che quel sito che abbiamo aperto in questo momento fa 90.000 persone, tutti i ragazzini che seguono le indicazioni. E abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io ste robe non le voglio liquidare con beh, è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero, non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora, oggi la partita passa in mano ai veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, la sera alle 6, ovviamente escluso il tema del lavoro perché ancora siamo con l'apertura delle aziende, ma per il resto le strade devono essere vuote, le luci dei locali devono essere spente. E ai ragazzi faccio un appello, i ragazzi possono darci una mano paurosa su questa partita. Svuotate le spiagge, svuotate le piazze, svuotate tutto quello che è aggregazione. Non vi vengo a dire che è punita per legge, perché adesso c'è anche la norma che proibisce ogni forma di aggregazione, in pubblico e in privato. Non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no, che cioè, se ti vietano l'alcol allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. Non dite che non abbiamo dette queste robe. Le sto dicendo con cortesia da giorni, oggi le dico un po' più con vigore. E un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. Dateci una mano a rallentare la diffusione di questo virus. Lasciamo perdere tutte le cose che abbiamo sentito dire, che abbiamo detto. Tutti noi abbiamo detto qualcosa che magari non era in linea, magari anche perché ci siamo affidati della comunità scientifica che all'inizio ce l'ha descritta come una roba un po' così eterea. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. E nessuno si può chiamare fuori. Se c'è qualche ragazzo che è convinto che il virus non faccia andare in terapia i ragazzi, mi premurerò io di far vedere i ragazzi in terapia intensiva intubati, o gli adulti o i bimbi. Abbiamo un obbligo morale di difendere le persone più deboli, gli immunodepressi. C'è un bel spot che faremo vedere dei ragazzi della Teen Zone di Padova, dei malati di oncomatologia, che fanno un appello, dicono dateci una mano, non andate in giro, state a casa. E così poi gli anziani che hanno bisogno di essere protetti, e i bimbi. Insomma, l'appello mio è di stare a casa. È inutile che ognuno mi scriva e mi dice dovete chiudere tutto, inizia a stare a casa. È inutile che pensiamo di aver risolto il problema mettendoci il cuore in pace, sapendo che il negozio vicino a casa chiude piuttosto che la fabbrica. La verità è che se non stiamo a casa possiamo chiudere tutte le fabbriche del mondo e tutti i negozi del mondo, ma il problema continueremo ad averlo. Quindi oggi, peraltro, ho dato a disposizione anche la sanità e farò anche un'ordinanza che attiveremo anche subito misure ancora ulteriori. Cioè, al di là dei tamponi andremo in isolamento con tutti i contatti, un positivo, tutti i contatti isolati, che siano negativi, che non andiamo in isolamento
di massa. Isolamento di massa vuol dire che le persone devono stare a casa, poi faremo l'attività di sorveglianza con le telefonate e tutto. Però è fondamentale che ci diate una mano. Ne possiamo venire fuori, però bisogna restare a casa. Quindi l'appello che faccio ai veneti oggi è questo: restate a casa. Io non ho altro da aggiungere. Prego. Quindi secondo lei si potrebbe procedere con una fase di tamponi su tutta la popolazione arrivata a questo momento? Allora, questo è un progetto che noi abbiamo e stiamo seguendo. Abbiamo fatto ormai penso oltre 20.000 tamponi. Poi c'è una capacità di farli i tamponi. Pensare di tamponare 5 milioni di veneti piuttosto che 60 milioni di abitanti oggi è pressoché impossibile, ma non perché ci sia disorganizzazione. I tamponi non è solo il problema di farli, ma è anche di analizzarli. Poi c'è un altro tema, lo dico perché anche qui io ho scoperto che ci sono i terapiatisti, ci sono quelli delle scie chimiche, c'è il mondo intero su sta roba qua. Voglio ricordarvi che il tampone negativo oggi sulla stessa persona può essere positivo domani. Il tampone è una fotografia. Quindi in teoria, se volessimo avere la certezza assoluta matematica all'ennesima potenza, dovremmo fare i tamponi anche più volte al giorno, tutti i giorni. Però il tampone è un grande elemento che ci dà già un grosso screening, perché se noi riusciamo più positivi becchiamo asintomatici, più riusciamo a fare gli isolamenti di focolai. Vi do solo un dato: a Vo abbiamo scoperto che circolavano 6 persone positive asintomatiche che stanno bene, che di più non si può, ma li abbiamo beccati con i tamponi. E dico anche che oggi noi sappiamo che in virtù anche di nuove norme tutti quelli che hanno sindrome influenzale vengono tamponati d'ufficio. Quindi stiamo ampliando veramente, fra l'altro con un progetto che anche presenteremo, il tema dei tamponi. Però il tema dei tamponi è un di cui di tutta la partita. La parte principale è l'isolamento dei veneti. Se i veneti si mettono in isolamento, questo ci aiuta molto. Allora, se prendiamo il contingente che è esposto, perché lo dobbiamo riconoscere, e ci espone al contagio, che è quello di chi va a lavorare, abbiamo però una parte di popolazione che possono essere almeno 2 milioni di veneti, che se stanno a casa in isolamento ci aiutano a fronteggiare questa emergenza. Le parole di Luca Zaia, dunque, le abbiamo sentite, le risentiremo perché è fondamentale far passare questo messaggio molto importante, visto quello che è la previsione, il modello di previsione. Lo ricordo, il Veneto con il bollettino di questa mattina, che verrà evidentemente aggiornato con ulteriori dati, ha superato la quota dei 1000 casi positivi, più 110 in poche ore, e ci sono 75 persone in terapia intensiva. Non sono soltanto anziani, anzi, è questo il concetto fondamentale. Nel frattempo, sul fronte scientifico, Gilead Sciences, società biofarmaceutica californiana, coinvolgerà anche l'azienda ospedaliera di Padova, l'ospedale Sacco di Milano e l'ospedale San Matteo di Pavia nella sperimentazione di Remdesivir, farmaco che starebbe risultando efficace nella cura del coronavirus. Come scrive il Corriere del Veneto, la scelta è caduta su queste 3 strutture sia per l'elevata professionalità del personale sia per l'ampia casistica a disposizione. Il ministro della Salute Speranza dovrebbe confermare il via alla sperimentazione nel tardo pomeriggio di oggi. Un attimo solo. Allora, sentiamo, perché fra poco avremo con noi il segretario dello SPCGL, segretario del sindacato dei pensionati della CGL di Treviso, Paolino Barbiero. Allora sentiamo in tema di lavoro cosa ci ha detto l'assessore regionale Donazzan al telefono poco fa. Noi ieri abbiamo chiuso l'accordo un accordo quadro sulla cassa integrazione in deroga. È quello strumento che copre chi non ha diritto degli ammortizzatori ordinari. Allora, voi sapete che abbiamo una organizzazione dello Stato sociale che, grazie a Dio, diciamo, ha anche queste prerogative, cioè quelle di, in caso di grande crisi aziendali, di crisi di settore o di una crisi contingente,
contingenze, questa è certamente una crisi contingente al mercato del lavoro perché parte dall'essere sanitaria ma ovviamente ha delle ripercussioni molto gravi nell'ambito economico. Ci sono coperture di ammortizzatori ordinari, quindi la cassa integrazione ordinaria e straordinaria che però ha un certo numero di giornate e alcune aziende le hanno già esaurite. C'è il fondo di integrazione salariale che riguarda in particolare le aziende che vanno dai 6 ai 15 dipendenti, c'è il fondo della bilateralità dell'artigianato, il mondo artigiano da sempre è molto responsabile, non avendo ammortizzatori ordinari, quelli per capirci ci siamo abituati ad ascoltare quando si parla di grandi industrie, comunque di industrie e di imprese che hanno oltre i 15 dipendenti, oltre i 50 dipendenti, l'artigianato con l'intesa con il sindacato, quindi con la rappresentanza dei lavoratori, da sempre accantona una certa cifra e questo fondo, che è il fondo di solidarietà della bilateralità, sarà attuato proprio per gli ammortizzatori sociali, per il mondo dell'artigianato. C'è un mondo che non è molto coperto e che riguarda le aziende da 1 a 5 dipendenti, questi non hanno ammortizzatori, larga parte del turismo impatta lì, perché pensate alla piccola ristorazione, ai bar, al piccolo albergo a gestione familiare, che magari ha 1 o 2 dipendenti. A questi pensiamo con la cassa integrazione in deroga, che è questo ulteriore strumento di cui questa mattina il ministro Catalfo ha fatto menzione. Ieri abbiamo chiuso l'accordo quadro all'unanimità per dire come il mondo dell'impresa e del sindacato in Veneto sia assolutamente allineato con la regione, responsabile, capace di dire prima usiamo i fondi che abbiamo accantonato perché noi siamo quelli che abbiamo dimostrato di usare sempre con grande parsimonia e responsabilità. Vi lascio con questa informazione, poi le passo la parola altrimenti faccio io un comizio. Il Veneto è riuscito nelle passate gestioni della cassa integrazione in deroga ad avere un residuo di 58 milioni, perché noi non abbiamo mai abusato della cassa integrazione, non abbiamo mai messo a carico della cosa pubblica dello Stato, anche se sono risorse nostre, magari così abusandone un poco, non abbiamo mai usato malamente i nostri fondi ed ora ci torna utile perché abbiamo un piccolo tesoretto di 58 milioni a cui abbiamo aggiunto ieri da bilancio della regione, bilancio del mio assessorato, altri 5 milioni e 5, quindi 63 milioni di euro immediatamente utilizzabili per la cassa integrazione in deroga, cioè per tutti coloro che non sono coperti da altro. Allora le parole dell'assessore regionale Donazzan, assessore all'istruzione e al lavoro. Ci ha raggiunto Paolino Barbiero, segretario dello SPI-CGIL di Treviso. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, le leggo questa cosa che esula un po' dal settore di cui si occupa, ma che dà l'idea un po' della situazione anche in riferimento al grido forte che ha fatto Zaia oggi. Da domani a Verona scatta la chiusura di 99 parchi giochi comunali recintati. Perché, visto il mancato rispetto della distanza tra le persone prevista dal decreto ministeriale, su indicazione del prefetto è stata predisposta dal sindaco Sboarina la chiusura di tutte le aree gioco pubbliche. Analogo avvertimento verrà posto anche nelle 22 aree verdi non recintate, nelle 6 aree dotate di piattaforme polivalenti. I parchi erano già stati chiusi ad esempio a Treviso, abbiamo visto prima a San Giuliano che c'era purtroppo parecchia gente. Come si può far passare questo messaggio secondo lei? Beh, purtroppo lo vediamo anche noi, la gente, una parte consistente, insomma, non si rende conto di quello che sta succedendo. Noi tra l'altro l'abbiamo visto come sindacato di pensionati ancora a inizio febbraio, quando stavamo facendo le assemblee del tesseramento che poi abbiamo sospeso, nella discussione con i pensionati. Cosa le dicevano? Loro chiedevano di sapere delle loro pensioni e io invece gli parlavo del coronavirus, gli parlavo della Brexit, gli parlavo di quello che sta succedendo in America per dire che la pensione dei nostri pensionati dipende anche da quello che succede in giro per il mondo. E quando parlavamo di coronavirus rendavamo evidente come dal nostro punto di vista ci sarebbe stato un nuovo ordine economico e sociale e mi guardavano strabiliati. Però dopo le prime assemblee in cui abbiamo anche perfezionato la comunicazione,
almeno quelli che partecipavano, e devo dire che purtroppo i pensionati, avendo una certa età, non partecipano a tutte le assemblee, quindi da noi partecipa il 25-30% degli oltre 40.000 iscritti che abbiamo. Ma quelli che c'erano alla fine dell'assemblea venivano tutti attorno per capire di più e meglio questa roba del virus. Sempre a distanza di sicurezza? No, perché non c'era ancora il droplet. Non c'era ancora scoppiato. Tanto è vero che noi poi, appena è uscita la normativa a metà febbraio, abbiamo interrotto le assemblee. E però quelli che hanno partecipato alle assemblee ci chiamano tutti i giorni. Ci chiamano tutti i giorni perché dicevano: ma tu avevi detto quella cosa, noi non avevamo capito tanto bene perché invece di parlarci di pensioni parlavi di coronavirus, e adesso viene bene perché con punti di prodotto interno lordo in meno, con soldi e non pochi che bisognerà mettere per far fronte a questa emergenza, se li metti qua non ci sono più da mettere da un'altra parte, quindi bisogna avere questa consapevolezza. Il punto vero è che in queste settimane io ho visto che mentre noi stiamo tentando di spiegare le conseguenze di questa situazione sul piano economico-sociale, mi pare che anche tra la politica, tra maggioranza e opposizione, ce la mettono tutta per far confusione. Invece qui va lanciato un messaggio chiaro e semplice. Qual è? Io ho appena letto tra l'altro un comunicato che hanno fatto i compagni, i colleghi, gli amici della Lombardia, alle nostre strutture nazionali, dicendo: guardate che qui in Lombardia siamo al collasso, guardate che qui in Lombardia bisogna prendere provvedimenti seri. E faccio 2 o 3 esempi. Perché la gente non andasse più alla Movida hanno dovuto fare l'altro giorno questa iniziativa, perché non vadano più al parco hanno dovuto fare questa iniziativa. Sabato e domenica lungo il Sile c'era la gente così perché ci sono belle giornate. Purtroppo. Nonostante ti spiegano che il virus al di là del metro e mezzo può stare nell'aria per 30 minuti, può attaccarsi su anche non solo sulla pelle, anche su altre cose, la gente ha questa inconsapevolezza. E chiaramente poi quando vai a porre rimedi anche restrittivi, come molto probabilmente dovranno fare in Lombardia, ormai la situazione è una situazione che ha devastato il territorio e le persone. Quindi in questa fase alcune riflessioni che faccio anch'io, seppur da pensionato, parlando con imprenditori che conosco la vecchia data e quant'altro, guardate che la soluzione migliore è meglio di chiudere 15 giorni e far finta di essere a Ferragosto. Anche perché l'altro giorno mi chiama una signora che dice: sono stata fermata e ho dovuto pagare 206 euro. Ma signora, dove stava andando? Dove stava andando? Stavo andando perché avevo l'appuntamento a farmi le unghie dall'estetista. Ho detto: ma non può andare? Si fa, ma l'estetista se io non vado non prendo i soldi. Quindi faccio questo esempio banale, ma vale per tanti altri meccanismi in cui c'è una catena. Noi stessi abbiamo detto alle persone: venite in CGIL solo se siete licenziati, solo se avete una scadenza, ma è difficile capire poi anche sulle scadenze come ci si muove, perché per esempio è giusto che per chi deve pagare le tasse si trovino degli slittamenti, tutto quello che ci va dietro, ma abbiamo i pensionati che entro la fine del mese devono fare il RED, sono migliaia, cioè quelli che devono fare la dichiarazione integrativa per continuare a percepire l'integrazione sulla pensione. Se non la fanno, cosa fanno? Cioè, sono tutta una serie di domande che ci arrivano ogni giorno, per cui bisognerebbe dire: si sospende tutto, tutte le scadenze. Un esempio banale: la Federconsumatori, che è l'associazione convenzionata con la CGIL, ha oltre 1200 pratiche di correntisti, ex correntisti o correntisti attuali di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Dobbiamo chiudere tutte le procedure con meccanismi complessi in cui servono firme, autocertificazioni davanti al notaio, davanti all'avvocato, per presentarle. C'è qualcuno che parla di proroga? E allora la colpa è di chi non capisce queste cose o della persona che, non avendo chiarezza, alla fine sfida anche il decreto? Lei dice è complicato. È un circolo vizioso. Insomma. È un circolo vizioso. Poi alla fine, tutto sommato, un sistema economico che va avanti di questo passo. Io oggi avevo provato a capire, per fermarmi, dove andare a mangiare facendo il giro tra Treviso e Montebelluna, perché stiamo mettendo in sicurezza tutte le sedi, e una botta di ristoranti dicevano: noi abbiamo chiuso, certo. Perché tanto alla fine, se dobbiamo tenere aperto a mezzogiorno per fare i pasti che non compensano neanche i costi fissi, chiudiamo, chi si è visto si è visto, se poi la sera non posso tenere aperto quando magari la sera che faccio guadagno. Il problema è che di fronte a un'emergenza sanitaria che quindi mette sul piatto della bilancia la vita stessa, tutto scompare. È quello che stanno dicendo CGIL e CSUI. Tra l'altro, quando appunto era iniziato
questa questione in Cina, in quella città, io evidenziavo a tutti come la città e la regione avesse 60 milioni di abitanti, cioè tanti quanti l'Italia. E quindi là hanno messo 60 milioni di abitanti in quarantena. In quarantena. Questo è il punto. E qui bisogna arrivare a questa scelta. Tra l'altro il meccanismo poi di fare interventi spezzettati forse espanderà anche, perché tutti quelli che erano in Lombardia, se restavano in Lombardia magari stavano dentro a quel circuito, spostandosi in altre regioni d'Italia chiaramente possono provocare un effetto moltiplicatore. Poi abbiamo esempi di persone, famiglie che ci chiamano perché hanno l'anziano in casa di riposo e non lo possono vedere. Esatto. E allora grandi discussioni perché le case di riposo dovrebbero mettere vetri contro vetri e alla fine anche volessero fare questo, non è che lo fai dalla mattina alla sera. Noi per mettere dei saponi a dispenser, dei vetri sulle sedi, li stiamo facendo, abbiamo trovato fornitori che per fortuna conosciamo da tempo e ce li stanno facendo senza fare tante creste, perché sennò rischi di pagare tutto il doppio, il triplo. Quindi c'è una situazione di emergenza. Credo che anche nelle case di riposo il suggerimento che diamo è basta un smartphone, in WhatsApp, videochiamata, chiami e vedi il tuo e parli, se proprio non devi andare là ad assisterlo perché è in punto di morte oppure ci sono altre situazioni che bisogna stare là la notte e via di questo passo. Bisogna prendere questa consapevolezza anche con i figli stessi, perché chiaramente noi vorremmo vedere sempre i nostri cari, ma se dobbiamo per 15-20 giorni metterci fermi, dobbiamo fare questa scelta. Allora la Lombardia lancia questo grido al governo, fatto una richiesta formale attraverso il oggi, governatore ma anche attraverso CGIL e CISL UIL della Lombardia che scrivono a CGIL e CISL UIL nazionali per dire fate questa operazione, fate in modo che la responsabilità non sia una responsabilità solo nostra ma sia una responsabilità collettiva di fare questa scelta, che capisco una scelta pesante, ma tutto sommato guardate che è meglio chiudere 2 settimane e pensare che sia Ferragosto. È questo che lei dice anche agli industriali, perché gli industriali fanno resistenza su questo. Sì, ma gli industriali fanno resistenza, ma così c'è il rischio che alla fine provochi un danno adesso e provochi un danno a dopo. Quindi si decide di utilizzare lo strumento delle ferie residue, lo strumento dei permessi, che in molte realtà non sono neanche, cioè ci sono anche quelli arretrati. Sentivo prima l'assessore Donazzan che diceva degli strumenti appunto della bilateralità che io mi ricordo da giovane sindacalista avevamo costruito ancora nell'88, quindi 89, si fa ormai i 40 anni di quell'ente bilaterale che è stato fatto. Ci sono risorse non spese che oggi vengono buone proprio perché sono state gestite con accuratezza. Poi bisogna fare l'operazione su tutti quei settori che sono scoperti da cassa integrazione, sulle partite IVA, in particolar modo quelle partite IVA, quei contratti di collaborazione che lavorano per monocommittenza. Bisogna fare l'operazione anche sui lavoratori autonomi, perché alla fine se si sospendono il pagamento delle tasse va benissimo, ma se non si fattura niente non ci sono risorse correnti per vivere quel mese, quindi bisogna almeno dare qualcosa che garantisca il potere d'acquisto di quel mese, di quei 15 giorni che si sta fermo, anche qua prestando attenzione. Perché ci può essere l'artigiano che ha bisogno di quei 1.000 euro, se no non sa come arrivare alla fine del mese, ma ci può essere qualche lavoratore autonomo che magari ha 100.000 euro in banca. Allora quello che ha 100.000 euro in banca alla fine ne spenderà 1.000 di quello che ha e supera questa crisi. Cioè bisogna fare interventi che coprono tutti ma che abbiano anche un criterio di selettività rispetto al bisogno reale. Adesso le leggo quali sono le richieste nel dettaglio della Lombardia. Chiedo alla regia e ad Elena Sizia, che è in coordinamento della diretta straordinaria, se riusciamo a capire i nostri 2 inviati, cioè Anna Maria Parisi e Federico Fusetti, se riusciamo a contattarli per capire dove sono. Peraltro dovrebbe essere quasi conclusa anche la videoconferenza pomeridiana del governatore Zaia col ministro Boccia nella sede della protezione civile a Marghera, quindi potrebbero esserci delle novità su quel fronte, quindi vi chiedo di capire un attimo se riusciamo a collegarci con i nostri inviati. Allora, queste sono nel dettaglio le richieste portate avanti dalla Regione Lombardia al Premier Conte. Chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, a eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole. Chiusura di tutti i centri commerciali, degli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei reparti di vendita di beni non di prima necessità. Resterebbero aperte, secondo questa richiesta, le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari di prima necessità all'interno dei centri commerciali. Chiusura dei mercati sia su strada che al coperto e le medie e grandi strutture di vendita.
chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere, chiusura delle attività artigianali di servizio, ad esempio parrucchieri, estetisti, eccetera, a eccezione dei servizi emergenziali e di urgenza. Lo stiamo leggendo dal sito del Corriere della Sera. Chiusura dell'attività, abbiamo detto, chiusura di tutti gli alberghi, di ogni altra attività destinata alla ricezione, a eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini di espletamento dell'attività di servizio pubblico, sospensione di tutti i servizi mensa, sia nelle strutture pubbliche che private, chiusura di tutti i servizi terziari e professionali, a eccezione di quelli legati alla pubblica utilità e al corretto funzionamento dei settori chiamati nei punti precedenti. Si propone l'ulteriore sospensione, questa è la richiesta della Lombardia, di conseguenza dei termini processuali degli adempimenti di natura amministrativa, assicurativa, eccetera. La Regione Lombardia chiede che venga consentita ogni attività svolta con modalità di lavoro agile, il famoso smart working. La Lombardia chiede inoltre di procedere alla variazione del servizio di trasporto pubblico in funzione delle attività che andranno in essere. Questa è la richiesta della Lombardia, a cui potrebbero poi aggiungersi il Veneto, il Piemonte, insomma pare di capire che le regioni del nord abbiano questa intenzione, ma questa è la richiesta formale della Lombardia, alla quale è evidentemente chiamato a rispondere il Premier Conte, che ha detto dovremo valutare anche col comitato scientifico, perché la base di tutto poi è il comitato tecnico scientifico. È una soluzione che secondo lei può servire? Questa? Io credo, siccome ho sentito l'elenco delle sospensioni, sì, più quelle che ci sono, sarebbe più semplice fare un elenco delle cose che si possono restano fare aperte, esatto, e tutte le altre non si fanno, perché poi se fai un elenco lungo delle sospensioni, vale quello che dicevo prima, noi siamo tempestate di telefonate, si va di confusione, di quello che si può fare e di quello no. Poi ci sono le slide che ognuno fa su ogni giornale, quindi bisogna dire... queste sono quelle del Ministero dell'Interno, quindi penso che valgono. Sì, no, faccio per dire, sì, ma alla fine ne faccio altre 20 rispetto alle sospensioni. Allora, sentivo sospensione delle mense, bene, se si sospende le mense dove c'è una fabbrica che c'è la mensa, quelli che vanno a lavorare dove mangiano? Non si possono fare le docce negli ambienti dove ci sono più persone, nelle fabbriche grandi molto probabilmente le persone non conoscono, non ci sono solo le piccole e grandi aziende, ci sono anche le medie e grandi aziende, e quindi nelle grandi aziende c'è la mensa, ci sono gli spogliatoi, ci sono le docce, ci sono i turni, quindi CGIL e CISL per esempio della Lombardia dicono fermiamo le produzioni, cioè teniamo gli impianti al minimo tecnico per 15 giorni, quindi vanno a lavorare solo quello che servono laddove ci sono i cicli continui o impianti che hanno la necessità di non essere fermati del tutto, quel tipo di attività, il resto la chiudiamo, perché poi se ti faccio lavorare non c'ho la mensa, ti faccio lavorare e non c'è lo spogliatoio, ti faccio lavorare e non puoi fare la doccia, cioè si crea una catena dove uno non controlla più niente. E quindi cosa fa? Deve riempire le strade di carabinieri, provare a vedere se uno autocertifica la cosa giusta o la cosa sbagliata, cosa si inventano, poi dopo vai a vedere a posteriori se è corretto quello che è fatto o no, e poi magari dici anche che lo metti in galera in una situazione in cui nelle galere stanno scoppiando i casini che abbiamo visto in questi giorni. Certo. Quindi io penso che bisogna avere la capacità di fare una scelta che sia chiara, che la capiscono tutti, cioè ci vuole un ordine ben preciso. Allora, se si pensa che con queste sospensioni che sono state attuate tra venerdì, tra sabato e domenica, che lunedì pochi le hanno capite, che martedì hanno cominciato a capirle, che oggi li capiscono un po' di più, ma che i numeri crescono, se bisogna fare un'operazione di quarantena bisogna dire benissimo, ospedali, supermercati, che così si evita di andare là a fare scorte per niente, perché non serve, perché merce che deve arrivare, quindi tutto quello che serve a fare in modo che restando a casa tu hai la possibilità di mangiare, di lavarti, di avere il medico che viene a casa tua e se proprio sei grave vai all'ospedale, ma eviti di intasarlo in termini maggiori di quello che potresti intasarlo non rispettando queste regole. Poi per esempio noi siamo stati contattati anche dalla rete degli studenti perché sono a casa e si sono resi disponibili per esempio a fare la spesa loro per gli anziani. Ecco, che questo è importante. Bene, anche questo è importante, però che questo bisogna coordinarlo. Io ho detto subito alla rete degli studenti, benissimo. Che vada uno alla volta chiaramente, sì, perché no, ma bisogna, in gruppo non anche, cambia tutto. Appunto, che vadano uno alla volta, che abbiano un minimo di informazione, che siano dotati di mascherina, cioè,
che poi non si inneschino meccanismi in cui c'è la gente che va a fare la spesa e invece portare al pensionato la porta da un'altra parte, e quindi si innescano meccanismi di truffa, cioè è molto complicata la cosa. Certo. Vedevamo su Facebook in questi giorni fioccavano le offerte, il rischio in questi casi poi, oltre alla buona fede, che magari qualcuno ne approfitti purtroppo, perché le fake news si stanno moltiplicando, poi ne racconterò una, anzi vediamo se riusciamo a trovarla, ed era sull'ANSA, adesso la troverò subito. Nel frattempo ci fa sapere Ilaria Marchiori, eccola qua, da ieri sta viaggiando sui social e su WhatsApp, prima tra i trend su internet e Twitter, pur essendo completamente falsa. La notizia lanciata da una sedicente infermiera dottoressa che fa sapere che in alcuni ospedali milanesi stanno usando con successo sui malati di coronavirus la vitamina C, tanto da invitare tutti a ingerirne in quantità come misura di prevenzione. Ma come spiegano gli esperti è solo una delle tante bufale che stanno circolando sul Covid-19. Ovviamente la notizia falsa, dice il virologo Fabrizio Pregliasco. La vitamina C, certo, si sa già da anni, ha funzione antiossidante ed è adiuvante, può aiutare, ma certo non curare né prevenire il coronavirus. Un'altra fake news che sta circolando in queste ore è quella che bere bevande calde, risciacquare la bocca con acqua aiuta a eliminare il virus. Falsa anche questa, dice Fabrizio Pregliasco, dell'Università Statale Ma ieri ne è uscita una, ecco, con carta intestata dell'INPS, firmata da un funzionario che all'INPS non risulta esserci, dove diceva che il mese prossimo le pensioni sarebbero state pagate al 50%. Questa circolava dove? Sui social. Tra l'altro con carta intestata dell'INPS. La questione dei social è ma l'INPS Veneto o l'INPS nazionale? A livello nazionale, perché poi è intervenuto lo SPI nazionale, ha detto che è falsa, abbiamo dovuto, come si dice, muovere i nostri attivisti social per declinare il fatto di questa falsità. Incredibile. Cioè, anche qua, in questa situazione, i social dovrebbero essere utilizzati solo ed esclusivamente per fare informazione seria, che faccia apprendere culturalmente quello che sta succedendo. Smettiamola anche di fare la battuta sui social. Io l'ho detto anche ai miei, vedo circolare barzellette dalla pizza in giù, cioè questo non è il tempo di scherzare, di fare satira, questo è il tempo di prendere le questioni in modo serio. Seriamente, e quindi utilizziamo i social per ricostruire un'identità sociale seria. Non scriviamo bagianate, per non usare altri termini. È ora di smetterla, perché quello che per esempio fa questa fake news sui pensionati o anche su altro, magari si metterà anche a ridere. Ecco, io quello là lo butterei in galera per 15 giorni e butterei via le chiavi. E quando lo butto via le chiavi farei grande fratello con quella persona, lo farei vedere a tutti, perché dobbiamo smetterla. Cioè, l'informatica è una cosa importante. L'informazione è una cosa importante, ma facciamola bene, perché se ci scappa di mano noi rischiamo di rompere la coesione sociale. Abbiamo visto quello che è successo nelle carceri. Può succedere in qualsiasi altra parte. Certo. Può succedere perché la gente dice io non posso più andare al bar e ci voglio andare al bar. Cioè tu rompi la coesione sociale di un paese, noi questo dobbiamo evitarlo in questa fase. Allora vediamo il collegamento da Prato della Valle, il nostro Federico Fusetti, l'ho visto prima fugacemente, eccolo qua. Com'è la situazione a Prato della Valle? Sì, buongiorno, anzi buon pomeriggio Nicola, buon pomeriggio ai telespettatori. Quelli che vedete sono i poliziotti della Questura di Padova, c'è un controllo in atto in Prato della Valle, non molto lontano altri controlli anche per quanto riguarda la circolazione dei veicoli, insomma in effetti i controlli ci sono e come. Cosa stanno facendo i poliziotti in questo momento? Stanno controllando anche le persone a piedi, vi dico già, poi magari Federico Cibotto se riesce si sposta un po' e vi mostra che in Prato della Valle non c'è molta gente, anzi direi che ce n'è poca, ma ce n'è, forse più di quella che si aspetta il governatore Zaia e che si aspetta diciamo, chi sta combattendo il virus, quindi dovrebbero essercene ancora meno di persone. Comunque è un'area talmente grande che effettivamente al momento ha poca presenza. Dicevo, cosa stanno facendo i poliziotti? I poliziotti controllano anche le persone a piedi perché comunque devono giustificare il motivo per cui sono fuori casa. Ecco, quindi i poliziotti stanno controllando i documenti, chiedendo anche a chi è a piedi
nel caso se hanno l'autocertificazione, insomma se c'è un motivo per cui sono a spasso in Prato della Valle. Logico che molte di queste persone sembrano più a spasso che diciamo impegnate, è anche vero che molte magari stanno rientrando dal lavoro a piedi a casa, però ecco, quello che volevo sottolineare è che i poliziotti controllano anche le persone a piedi, quindi non solo chi circola in auto e che deve giustificare la sua presenza. Come dicevo, Prato della Valle non molto frequentata, non molto affollata, ci sono però gruppetti di ragazzi anche vicini tra loro, magari con lo skateboard, perché questa è una zona dove si viene spesso a pattinare con pattini o appunto con lo skateboard, e questi ragazzi in realtà l'abbiamo visto con i nostri occhi, non stavano rispettando le distanze di sicurezza. C'è stato un appello del sindaco Giordani non più tardi di ieri sera che diceva, rivolto proprio ai ragazzi: rimanete a casa, non uscite nemmeno voi perché dobbiamo proteggere tutta la comunità. Quindi credo che l'appello debba essere raccolto e anche rilanciato, proprio perché non sono comportamenti in questo momento consoni. Quindi diciamo calo netto delle persone, piazza quasi spopolata, però ancora non a livello di quello che servirebbe. Nicola. Sei riuscito, magari riesci a capire poi se riesci ad avvicinare una di queste persone per chiedere a loro cosa ne pensano, perché sono lì e cosa ne pensano delle parole? Ti dico la verità, Nicola, è anche un po' una volontà mia di non avvicinarmi troppo alle persone, per cui cerco di rimanere a distanza di sicurezza anche dai cittadini, quindi tutto sommato non l'ho fatto anche per questo motivo, ecco. Va bene. Adesso magari proverò con la mascherina è comprensibile, ad avvicinarmi a qualcuno. Ma... Certo, non avvicinare sempre a distanza di sicurezza, ma giusto per chiedere esattamente cosa ne pensano, perché lo stanno facendo, qual è l'insopprimibile desiderio di andare al parco oggi, insomma in questi giorni. Comunque va bene, non ti preoccupare, ovviamente l'importanza è mantenere le distanze di sicurezza. Grazie allora a Federico Fusetti, ci ricollegheremo fra poco, mi dicono, anche con prevedere un'altra piazza, Piazza Ferretto a Mestre, con Filippo Fois. Faccio vedere una cosa, la faccio vedere anche a Paolino Barbiero che è con noi, un servizio che riguarda poi la corsa solidale che si sta scatenando, perché poi anche in questi momenti, l'abbiamo visto in tante volte, che i veneti mostrano il loro lato migliore, quello delle persone che continuano ad andare fuori è il lato peggiore, il lato migliore è di chi invece sta mandando donazioni da parte di sempre cittadini a imprenditori alla raccolta fondi promossa a favore delle terapie intensive, insomma per la sanità. In particolare in questo servizio la raccolta fondi promossa a favore delle terapie intensive dell'ULS 2 dall'associazione Per Mio Figlio Onlus. Intanto ci informano che il gruppo Benetton ha annunciato la donazione di 1 milione di euro. Vediamo il servizio. Non solo una semplice raccolta fondi, ma una gara di solidarietà a sostegno dei reparti più sotto pressione degli ospedali della provincia di Treviso, vale a dire le terapie intensive dove vengono ricoverati i casi più gravi di coronavirus. Sta già dando frutti importanti l'iniziativa lanciata dall'associazione Per Mio Figlio Onlus, presieduta da Fabio De Longhi, associazione che si occupa per vocazione di sostegno alla pediatria del Cafoncello e in generale della sanità a favore di bambini e ragazzi. È un'iniziativa che fa perno sull'associazione, ma che va al di là della sua attività e che quindi è destinata a raccogliere contribuzioni da chiunque voglia partecipare. E io devo ringraziare tutte le forze economiche, dall'imprenditoria, ho sentito il dottor Milan delle associazioni industriali, ho sentito vari imprenditori del territorio, ci avevano chiesto di poter dare un contributo alla ULS e alle rianimazioni. Noi quindi ci siamo accordati con l'associazione Per Mio Figlio, che è un'associazione che lavora da anni e contribuisce a portare avanti una serie di progetti per aiutare l'ULS, in particolare la pediatria, per chiedere a loro di fare, come dire, il front office, cioè di raccogliere questi fondi che arrivano da più persone, anche dei singoli individui, in modo tale da orientare dei soldi per soprattutto le rianimazioni, per le terapie intensive. Tra i primi ad aderire alla raccolta fondi i gruppi De Longhi e Grigolin. Il primo ha donato 100.000 euro, il secondo 40.000, ricevendo il grazie del governatore Luca Zaia e dello stesso direttore Benazzi. Ed è notizia arrivata solo nel tardo pomeriggio che lo stesso gruppo Benetton abbia annunciato una donazione da 1 milione di euro. Ma sul conto corrente dell'associazione Per Mio Figlio Onlus stanno transitando tantissime donazioni anche di semplici cittadini. Per i versamenti
pagamenti effettuabili anche tramite un banking, va utilizzato il conto corrente che vedete in sovraimpressione, intestato ad Associazione per mio figlio Onlus, causale emergenza coronavirus. Allora, stavamo discutendo con Paolino Barbiere, insomma, tornando sul fronte economico, ha accennato mentre stava andando in servizio alla questione dell'aeroporto, peraltro l'aeroporto mi pare di capire che c'è mi pare di aver visto, chiedo conferma in redazione, che c'è la decisione di chiudere lo scalo entro venerdì sera, mi pare di capire, perché non ci sono le condizioni e quindi di dirottare i voli su Venezia. Però anche questa è una discussione, secondo me, kafkiana, perché se nel decreto è scritto che non si può entrare e uscire, se non per lavoro, cioè io non credo che ci siano molte persone che prendono l'aereo per andare a lavorare e per necessità, perché capita anche a me delle volte che al posto del treno prendo l'aereo per andare a Roma a fare una riunione sindacale, ma abbiamo visto che possiamo farla anche attraverso il telefonino, quindi certe prassi e procedure di lavoro prevalentemente... Potrebbero esserci delle casistiche limite, però sono casistiche limite. Però sono casistiche limite e non serve tenere in piedi tutto quello che c'è all'interno di un aeroporto. Vale quello che dicevo prima, cioè sarebbe più semplice decidere quali sono le cose che si possono fare e tutte le altre non si fanno, quindi non vado per esclusione. In modo so che sono solo quelle cose che posso fare e le altre devo stare a casa. E così determino una situazione di controllo, evito che ci siano discussioni infinite su una cosa si può fare o non si può fare. Poi c'è anche un'altra situazione, come dicevo prima. Per esempio, in questi giorni ho sentito imprenditori che dicevano noi abbiamo pensato di non decentrare, di fare tutta la produzione in Italia, dalla A alla Z, però la produzione è fatta di componenti che non vengono fatti in Italia, vengono fatti in Cina prevalentemente, specialmente tutta la piccola componentistica. Questo frutto delle scelte di 20-30 anni fa. Allora, un conto è internazionalizzare l'impresa, cioè fare un prodotto e riuscire a venderlo in tutto il mondo. Altro conto invece è quello di tornare a ripensare la filiera del sistema produttivo in Italia, perché l'Italia è un paese di trasformazione, non abbiamo materia prima. E allora se trasformo, perché non trasformo tutto quello che serve per fare un computer piuttosto che una macchina lei dice utensile, questa situazione può essere anche il modo per ripensare un po' al futuro? Questa è, se vogliamo, cioè se riusciamo, e io spero proprio di sì perché dobbiamo essere ottimisti, nei prossimi 15-20 giorni a tirare fiato, a fare una conta meno negativa di quello che potrebbe succedere se non trovi delle soluzioni che blocchi questa epidemia / pandemia, noi dobbiamo però prendere per bene in mano quello che è successo e guardare quali sono le soluzioni alternative che si possono creare, cioè non pensare di fare alcuni passi oggi in termini di emergenza e poi pensare che sia tutto come prima. Quello che dicevo ai miei pensionati all'inizio delle assemblee, guardate che per dirla alla Gramsci ci sarà un nuovo ordine dopo un nuovo ordine, ok? Da questo punto di vista, sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto sociale, e bisogna farlo bene. Se la Merkel dice che in Germania il 60-70% può essere fatto, pensate che la Merkel dica quella cifra perché se l'ha inventata, la dice perché sta creando una condizione di attenzione su tutta la popolazione e quindi vedremo tra poco anche la Francia. Allora anche qui quando io sento le critiche che sono state fatte a questo governo, dico ma è mai possibile che per una volta la si smetta di fare critiche e eventualmente si portino proposte e si faccia anche uno scontro duro sulle proposte per trovare dei denominatori comuni? Perché questa è la situazione. Perché se da una parte Fontana dice che deve chiudere tutto e dall'altra parte inizio settimana invece Zaia diceva che era sbagliato quello che aveva fatto il governo, poi dopo, 2 giorni dopo dice invece che non aveva detto quella roba là ma ne aveva detta un'altra, cioè io la vedo complicata perché o come telespettatore non riesco a capire quello che dicono, oppure veramente dicono tutto il contrario di tutto nell'arco di 24 ore. Diciamo che non è facile stare dietro perché questa... perché dopo anche qua si divertono a cosa fare. Uno ha detto una cosa, quindi rimandano il video, poi sul video cominciano a cliccare mi piace, non mi piace e tutte le considerazioni. Credo che ci sia il tempo di una maturità, di una onestà intellettuale sulle scelte che devono essere fatte. Che questa roba qua non è di destra o di sinistra, questa è una roba che deve essere fatta per salvaguardare il nostro paese, per dare una prospettiva ai 60 milioni di italiani. Allora facciamo la pubblicità, poi andiamo a vedere cosa succede in Spagna e vediamo perché ci interessa la Spagna.
sempre. Siamo in diretta? Eccoci qua. Allora, di nuovo in diretta. Allora, perché vi dicevo della Spagna? Perché ci sono anche i casi di italiani bloccati all'estero in questo momento, ad esempio, sapete, l'Austria ha bloccato le frontiere al Brennero e quindi ci sono italiani bloccati in Austria, stavano facendo rientro, centinaia di italiani bloccati in Spagna senza voli, non c'è modo di tornare, dicono. Allora abbiamo al telefono, abbiamo raccolto le parole di una mamma veneziana che ha, da quanto mi dice la redazione, sua figlia in Spagna con Erasmus, è molto preoccupata, abbiamo raccolto il suo appello, sentitela. Io, come anche qualche altra, sempre ho una figlia studentessa a Ca' Foscari che si trova all'Università di Córdoba dal 5 di settembre, è in Erasmus, dovrebbe rimanerci fino a giugno, ok? E il punto è che a Córdoba l'università non ha preso alcun provvedimento per questa faccenda. Noi sappiamo, leggendo i giornali, che da qualche giorno le università di Madrid e quelle del nord della Spagna hanno chiuso perché anche là ci sono dei casi, anche se la Spagna purtroppo anche nei nostri TG vediamo Francia, Germania, Inghilterra, la Spagna non esiste, invece anche là ci sono i contagi. Io, come qualche altra mamma, sono in un appartamento, queste figlie, abbiamo detto loro di eseguire quello che voi dite di fare noi, quindi lavarsi le mani e tutte le procedure che ci sono. Però i voli sono stati chiusi, loro non sanno come comportarsi e noi siamo altamente preoccupati. Io ho contattato anche il Ministero degli Esteri, alla Farnesina, al centralino, mi hanno detto chiami il numero all'unità di crisi oppure contatti l'ambasciata italiana in Spagna. Ho lasciato i numeri a mia figlia, stamattina stavano tentando di chiamare, ma non è semplice. Io capisco che non è semplice, ma insomma Ca' Foscari ha tanti figli in giro tanti studenti in giro per il mondo con l'Erasmus. Penso sarebbe il caso che ci dessero qualche notizia o comunque si interessassero anche per questi ragazzi, cosa fare, come non fare. Sono molto preoccupata. Questa è la preoccupazione di questa mamma della provincia di Venezia. Intanto veniamo a sapere che è slittata la videoconferenza Stato-Regioni, Regioni con il governo. Il confronto, che era appunto previsto nel pomeriggio, è stato rimandato a domattina. La videoconferenza nella giornata di oggi non era prevista con il Premier Conte, la riunione si sarebbe accavallata col voto sullo scostamento di bilancio alle Camere e il Ministro per gli affari regionali Boccia non avrebbe potuto essere presente, quindi la videoconferenza del pomeriggio, alla quale evidentemente avrebbe partecipato anche Zaia, è stata spostata a domattina e l'OMS ha appena dichiarato 17:39 che il Covid-19 è ufficialmente una pandemia. È l'ultima ora di questo istante, l'OMS ha dichiarato il coronavirus una pandemia e non era difficile capire che saremmo arrivati a questo, perché la situazione internazionale è davvero così. Abbiamo visto i casi negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Spagna, insomma dappertutto. Stiamo per collegarci con Filippo Fois da Piazza Ferretto. Nel frattempo avete sentito le parole di Zaia di oggi. Da qui al 15 marzo è atteso un picco nelle terapie intensive, abbiamo 75 persone in terapia intensiva e potrebbe esserci un picco molto importante da qui al 15 di marzo. Allora vediamo, ed è il servizio sull'ULSS 7, vediamo come si sta preparando l'ULSS 7 a questa situazione. Servizio coronavirus da Bassano. Ci dobbiamo attendere nei prossimi giorni un incremento dei casi e quindi, se tutto si distribuisce secondo le percentuali che ormai conosciamo dalla Lombardia e da altre realtà, avremo un aumento dei ricoveri ospedalieri che abbisognano di posto letto, avremo un ricovero di gente che avrà bisogno di terapie intensive e semi-intensive. Questo ce lo attendiamo perché la curva dell'epidemia è ancora in crescita e durerà ancora un po', per cui alziamo il livello d'allarme
e la raccomandazione per tutti è di rispettare rigorosamente tutte le misure. Qualche sacrificio fatto adesso ci consentirà di uscire prima da questa situazione che nessuno vuole, che impone a tutti noi un cambiamento di abitudini, a cominciare dalle visite in ospedale, per esempio, visto che siamo in ospedale. Abbiamo, in accordo con la Regione, alzato un pochino il livello di attenzione e ci stiamo predisponendo a un piano un pochino più intenso rispetto al contenimento dell'epidemia, che adotteremo man mano che si va avanti e comunicheremo man mano che si va avanti. Quali sono le linee guida? Le linee guida sono di prepararci ad avere più posti letto, ripeto, di malattie infettive, di degenza, insomma posti letto medici e posti letto in particolare di terapia intensiva e semi-intensiva. In questo senso sia la Regione che la Protezione Civile hanno fatto acquisti centralizzati di macchinari e arriveranno delle dotazioni nuove, allestiremo anche delle unità letto nuove, tutto questo in previsione, perché ad oggi noi in questo momento non abbiamo ancora nessuno in questo tipo di condizioni, però ci dobbiamo preparare anche eventualmente a sostenere l'urto di altri territori e quindi a essere solidari prima di tutto all'interno della Regione. C'è anche un avviso pubblico di oggi con procedura speciale per reperire nuovi sanitari. Sì, adesso praticamente il decreto sblocca tutto. Un laureato in medicina e chirurgia abilitato può venire a lavorare, quindi noi stiamo facendo, Azienda Zero sta facendo avvisi pubblici, ci aspettiamo un ritorno di medici, abbiamo fatto anche noi dei bandi e anche dei contratti, ho già i primi 3 pensionati che rientrano in servizio a lavorare qua. Allora, così dall'ULSS 7 abbiamo visto prima di tutto abbiamo visto Anna Maria Parisi al Parco di San Giuliano, poi abbiamo visto Federico Fusetti a Prato della Valle a Padova, adesso vediamo Filippo Fois a Mestre in piazza Ferretto, dove l'appello del governatore Luca Zaia di stare a casa, quanto vedo, non è proprio preso alla lettera. Filippo. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai nostri telespettatori. Effettivamente quella che vi stiamo testimoniando con queste immagini girate da Andrea Benetti è la situazione in questo momento in piazza Ferretto. Non esattamente una giornata come le altre, ma neanche una giornata da coprifuoco, perché come vedete comunque gente in giro ce n'è, vediamo anche persone sedute ai tavolini dei locali che sono aperti, quelli che sono rimasti aperti, e manca però, bisogna anche aggiungere un quarto d'ora alla chiusura che come sapete da questa settimana è alle 18, però diciamo l'impressione è che l'appello a rimanere a casa non sia stato proprio accolto al 100%, probabilmente ci vorrà ancora qualche ora perché arrivi a tutti, ma insomma quello che vediamo non è una città deserta come per esempio c'era capitato di testimoniare ieri da Venezia. Nino Barbiero d'altronde il bar è aperto fino alle 18, quindi è questa un po' la contraddizione. Quegli appartamenti scende a prendere una boccata d'aria e va al bar. Certo. Il problema è che bisogna evitare gli assembramenti e questa è la questione. Quello insomma. che dicevo all'inizio, cioè, certo. Non devi mettere tutto quello che viene sospeso, devi mettere quello che si può fare e il resto non si può fare niente. 4 cose che si possono fare, quelle essenziali, e gli altri devi blindare tutto, se no non ne usciamo. Filippo, dici. Sì. No, che in effetti per molti diciamo che evidentemente resistere tutto il giorno a casa è troppo, una passeggiata insomma se la vogliono fare, anche se poi se vedete non ci sono gruppi in giro, si tratta di persone, spesso di persone singole, di persone sole, però ecco rispetto a quello che avevamo visto ieri a Venezia per esempio, dove sostanzialmente tutti coloro che passavano per strada erano con delle borse della spesa, per cui era chiaro che erano usciti semplicemente per andare a fare compere, e qui invece si tratta proprio di una passeggiata, insomma, la gente in giro a prendere una boccata d'aria, forse 24 ore sempre in casa, iniziano a diventare un po' troppe. Poi per carità, tra l'altro volevo dire, ancora non abbiamo delle cifre ufficiali, ma i controlli ci sono stati attivati i controlli per verificare se le persone si stanno muovendo per uno tra i motivi ritenuti validi oppure no. Proprio nella mattinata di oggi è arrivata una comunicazione dalla questura che annunciava un arresto e una denuncia per droga, sono 2 cittadini che sono stati fermati a Mestre, ma siccome non erano residenti nel comune, oltre ad essere stato arrestato per droga e l'altro invece si è preso una denuncia sempre per lo stesso motivo, sono stati anche multati proprio per avere infranto il decreto sul coronavirus, vale a dire per uno spostamento
spostamento non giustificato. Sì, c'è stato questi controlli, ci sono stati. Volevo chiederti una cosa, nel tuo giro di oggi, nella tua attività di oggi, insomma, cosa hai raccolto? Così facciamo anche un po' l'anticipazione di quello che vedremo nel telegiornale di Venezia. Ma diciamo che ci si divide sempre, come è successo nei giorni scorsi, tra chi queste raccomandazioni le sta prendendo molto molto sul serio, in alcuni casi forse anche troppo, e chi invece ancora, diciamo che tra virgolette, debba essere convinto, nel senso che insomma forse non ha capito appieno quella che è la gravità della situazione che stiamo vivendo, anche se poi io credo che, nonostante ci troviamo in un'epoca in cui le informazioni viaggiano molto velocemente, appelli come quello che è stato fatto dal Presidente della Regione questa mattina ci metteranno un pochino ad arrivare a tutti, per esempio già con i nostri telegiornali serali, o comunque quando la gente torna a casa dal lavoro, diciamo che avrà più coscienza di quella che è la fotografia della situazione in Veneto e in Italia, che è stata tratteggiata questa mattina dalla sede regionale della Protezione Civile. Del Veneto, così come l'ufficio di presidenza e la conferenza di capigruppo potranno riunirsi e svolgersi in modalità telematica organizzata e gestita presso la sede consiliare in conformità alla disciplina statutaria e regolamentare. Lo ha riferito il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Mi confermi, no? Ecco, vedi, per esempio, ecco, Nicola, io posso dirti che qua vicino, proprio al di là della torre, poi chi conosce Mestre lo sa bene, c'è via Palazzo che si conclude con il municipio di Mestre, che è la seconda sede del Consiglio Comunale di Venezia, assieme a Ca' Farsetti. Beh, proprio ieri c'è stata una presa di posizione piuttosto forte da parte di un consigliere comunale del gruppo misto che si chiama Ottavio Serena. La commissione, tra l'altro, si riuniva proprio per delle mozioni che aveva presentato lui. Bene, Serena è arrivato in aula e ha parlato per un paio di minuti, dopodiché ha lasciato l'aula motivando il gesto proprio col fatto che non riteneva opportuno che si riunisse una commissione consiliare in questo momento, e criticando aspramente il fatto che da parte dell'amministrazione comunale di Venezia non fossero stati presi provvedimenti in tal senso, vale a dire che si continuasse a organizzare le riunioni, in questo caso politico-amministrative, come se nulla fosse successo. Tra l'altro è un argomento che tratteremo nel corso del nostro telegiornale. Grazie, allora, grazie a Filippo Fois per questo spaccato di una piazza Ferretto, sì, così ancora ai tempi del coronavirus. Grazie davvero, grazie anche a Andrea Benetti che era con te. Oggi sbaglio un po' tutti i nomi degli operatori di ripresa, mi scuseranno. Il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, nonché, visto che siamo a Mestre, candidato sindaco a Venezia, Pierpaolo Baretta, che spiega le misure. Sì, bisognerà capire cosa succederà con le elezioni. Questo a questo punto diventa veramente un tema, perché abbiamo visto che il referendum è slittato, il referendum sul taglio dei parlamentari. A questo punto il tema di elezioni da eventualmente spostare, anche se per le elezioni parlavamo di una data certamente più avanti, bisognerà capire, non siamo più così certi che si possa dire no, sicuramente non slitteranno, non siamo più di questa certezza. Allora, Pierpaolo Baretta sulle misure del governo. Come governo stiamo predisponendo nelle prossime ore un decreto molto robusto che dovrà affrontare innanzitutto l'emergenza sanitaria. Oggi c'è bisogno di nuovi macchinari, di respiratori, di tutto ciò che serve a sostegno dell'emergenza, ma anche di personale sanitario che sta lavorando con grande abnegazione e competenza, e quindi va sostenuto anche finanziariamente, gli straordinari, le eventuali assunzioni per un periodo di tempo. Sostegno alla sanità, all'economia, alle famiglie. Di fronte alle conseguenze provocate dal coronavirus, Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia e sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, annuncia un blocco di interventi del governo a 360 gradi che considerano anche le ripercussioni dell'emergenza sul lavoro. È necessario che venga data la cassa integrazione, soprattutto per quei settori che non ce l'hanno, penso ad esempio al turistico e alberghiero che noi abbiamo qui, tra l'altro a Venezia, sono settori di grande importanza per
per il nostro territorio, Venezia e il Veneto, ed è importante che abbiano questa tutela per impedire i licenziamenti, dare ai lavoratori una risposta. Nei provvedimenti sarà tenuto conto anche delle difficoltà incontrate dalle famiglie nella gestione dei figli, ora che le scuole sono chiuse. Bisogna pensare anche ai voucher oppure addirittura ai congedi parentali per tutti. E questo comporta un intervento importante dal punto di vista anche di sostegno finanziario, ma va assolutamente fatto. Le famiglie hanno diritto di stare vicino ai loro figli in questo momento. Altro intervento è quello di carattere fiscale, per ovviare ad un problema di liquidità sia di famiglie che di imprese. Ridurre al massimo i pagamenti prossimi di interventi fiscali vari, ma anche sospendere i mutui e fare in modo che quando si dovrà pagarli questo venga rateizzato nel tempo, perché che non succeda che magari nel momento in cui si supera questa crisi poi arriva un eccesso di assenza di liquidità per i pagamenti arretrati. Così Baretta, allora in conclusione, prima di avvicinarci alle 18 e poi lancerò la pubblicità, cosa ci insegna la giornata di oggi, Barbiero? La giornata di oggi, ma anche le scorse giornate, anche quello che è successo in borsa, ci insegnano che bisogna assumere una decisione se tenere aperte le attività produttive non essenziali, mettiamola così, con questa situazione frammentata e frastagliata, perché è antieconomico. Se la gente non va nell'albergo, vale la pena tenere gli alberghi aperti e creare magari meno, ma comunque possibilità di contatto. Vale la pena tenere i bar aperti che ogni giorno aperto ci rimettono, e quindi creando una situazione negativa poi sulla contabilità complessiva dell'impresa e creando comunque meno, ma dei contatti che possono generare delle situazioni. Allora, noi appunto non siamo medici e quant'altro, ma chi capisce com'è la progressività di questo virus deve fare questa scelta, la deve fare con coraggio, e poi io penso che la politica di fronte a questa scelta non deve fare il gioco della maggioranza e della minoranza, di chi governa e dell'opposizione. Prima sentivo parlare anche delle votazioni, credo che a questo punto sarebbe utile dire a tutti che a maggio non si vota. E dice che non c'è già... Perché così si evita di fare campagna elettorale anche su questa questione, da una parte e anche dall'altra. Non si vota, il voto non c'è, quando è passata la tempesta si comunicherà la nuova data, tutti tranquilli. Lei dice che non c'è già, al di là di quello che accadrà, insomma, siamo già fuori dai Siamo tempi. Già fuori, perché siamo a marzo, nella migliore delle ipotesi speriamo che la Pasqua sia una Pasqua serena. Per andare oltre aprile, insomma. Quindi poi dopo devi rimettere in piedi una campagna elettorale. Conviene mettere in piedi una campagna elettorale o conviene mettere in piedi un'azione di recupero seria per capire i danni che sono stati provocati, come mettere in piedi la macchina economica e il sistema sociale, come intervenire? Perché adesso quando sento dire bisogna prendere i medici e riportarli a lavorare in ospedali pensionati, si farà una valutazione su quota 100 rispetto a prima, che è stata una grande forma di prepensionamento di chi aveva 62 anni e 38 di contributi, mentre c'è gente che ha 67, 68 anni che continua a lavorare perché non ha i contributi sufficienti per andare in pensione. Quindi bisogna ripensare il tutto nel suo insieme, il fatto che si inseriscano giovani nel sistema sanitario, anche questo va visto con attenzione. Il fatto che si sono chiusi i posti letto negli ultimi 10 anni, 20 nel Veneto, e quindi, come si dice, sappiamo chi ha governato il Veneto in questi 20 anni, perché delle volte si dà sempre la colpa a Roma, quando invece bisogna avere anche l'attenzione che per esempio sulla sanità è una materia strettamente regionale. Allora, siccome noi quando hanno chiuso i posti letto abbiamo sempre evidenziato state attenti, e poi magari una parte dei posti letto sono stati trasferiti anche al privato, e il privato in questa fase è scomparso, perché assumeti la responsabilità di intervenire su questa situazione e poi magari anche pagare le conseguenze, perché non hai la struttura, gli strumenti, le professionalità per intervenire in modo serio sulle situazioni di disagio sanitario che la gente ha. Non è che se lo sta facendo il privato, e adesso tutti riscoprono il pubblico, ma fino all'altro ieri, se andiamo a guardare, politici di tutti i tipi sparavano sul sistema sanitario nazionale, e ancora adesso
invece di provare a farlo diventare migliori, sono là a disquisire. Per fortuna che siamo addirittura, guardate anche il linguaggio, per fortuna che è successo in Lombardia, perché se succedeva in Sicilia, ma è una fortuna che sia successo, no? C'è gente che dice siamo in guerra, attenzione, anche qua utilizziamo le parole giuste, perché quando sei in guerra sei sotto le bombe. Cioè, come si dice, mio padre che la guerra l'ha fatta e me l'ha raccontata, e non mi dimenticherò mai le storie che mi ha raccontato, evidenziava una situazione che non è quella che stiamo vivendo adesso. Adesso è tutta un'altra cosa, e mentre in guerra non dovevi uscire, dovevi stare attento perché se ti prendevi la bomba o facevano l'allestramento e ti portavano via. Qui addirittura stiamo qua a discutere se deve uscire o no per bere lo spritz. Questo è il livello di discussione, secondo me, che va riportato nella pista giusta. Un po' uscito dai binari, diciamo. E da questo punto di vista, io alla prima trasmissione che partecipo, e ne ho guardate tante, e ogni tanto spegnevo anche la televisione e mi guardavo un film, perché non capivo dalla gente che discuteva là un indirizzo chiaro, preciso. È inutile che fai le dichiarazioni perché pensi che con quella dichiarazione, quando sarà ora di votare, prendi un voto in più e lo perde l'altro perché fa un'altra discussione. Guardate che qui il problema non è i voti, qui il problema è trovare le risorse per coprire le persone che non lavorano e non hanno i soldi, per coprire le partite IVA, per coprire i piccoli imprenditori, per coprire tutti quelli che sono in una situazione di necessità. Con attenzione, perché poi dentro a questo meccanismo c'è anche chi specula, perché quelli che ti vendevano i dispenser prima a 10 euro adesso li vendono a 100, certo. Quanti soldi prendono? Certo. Quelli che prima facevano i pannelli in plessical, che li stiamo cercando noi, non li troviamo, e per fortuna con alcuni fornitori abbiamo detto guarda che se fino all'altro ieri li vendevi a X, adesso ci puoi mettere un 5% in più, ma non un 50%. Certo. Le mascherine, cioè tutta questa speculazione. Cioè, non è possibile che in una situazione di emergenza ci sia questa speculazione. Se c'è, vuol dire che c'è del marcio, c'è un sistema che è malato. E allora io cioè, l'appello che lancio è questa cosa qua ci deve insegnare che se capita ancora non possiamo reagire e ammalarci e preoccuparci e avere tutte queste speculazioni perché certo. La politica e il sistema economico nel suo insieme non ha una moralità di fondo. O chiamiamola etica, chiamiamola come vogliamo, ma bisogna riscoprire un po' di etica, un po' di moralità. Stante il fatto che qui dovremmo essere d'accordo, se non si risolve prima la questione sanitaria possiamo disquisire di qualsiasi cosa di natura economica, ma non ci sarà neppure qualcuno che potrà disquisire della natura economica se non si contingenta la anche qui, questione anche il fatto sanitaria. Di venire qui oggi ho dovuto certo. dire che non c'ho niente, io non c'ho niente, si vede che sto bene, no? Ma chi lo sa? Chi lo sa, questo è il problema. Cioè, e noi siamo anche noi siamo qua, in distanza di sicurezza. A distanza di sicurezza, però. Allora, grazie a Paolino Barbiero, grazie a Paolino Barbiero. Allora, adesso la pubblicità, poi ancora in diretta con noi. Mai un giorno di chiusura in 12 anni di attività, adesso in questa hall si sente l'eco, così si presenta il BHR di Treviso, forse uno degli alberghi simbolo della marca, di certo uno dei più strategici, a ridosso della città capoluogo, vicino all'aeroporto e con un centro congressi da Guinness. Da lunedì è chiuso, inevitabilmente una struttura del genere con oltre 130 stanze può andare avanti solo con un 30% di occupazione, una soglia impossibile da raggiungere nei giorni della grande fuga e dell'appello a rimanere in casa. Sabato sera avevamo 2 ospiti in albergo, anche questi 2 ospiti hanno preferito lasciare la struttura domenica mattina per non correre il rischio di rimanere bloccati nel nostro territorio. Di conseguenza è venuta meno proprio l'esigenza di dover tenere aperto anche l'albergo. Nelle ultime ore con Assindustria e sindacati si è trovata una soluzione per i dipendenti, in questo caso una trentina, ovvero l'attivazione del fondo di integrazione salariale. Consente appunto ai lavoratori che non lavoreranno in questo periodo di avere appunto un'integrazione salariale pari circa un 60-70% della retribuzione ordinaria. Ma Tiziano Simonato non guarda soltanto alla struttura che gestisce da anni. Come vicepresidente del gruppo turismo di Assindustria Veneto Centro, il giro d'orizzonte è molto più ampio, da qui la richiesta di misure straordinarie come la sospensione della tassa di soggiorno, misura già annunciata dal Comune di Treviso, ma l'appello diretto va a tutti i sindaci del territorio. Noi chiediamo anche, se è possibile, la possibilità di poter non versare l'imposta di soggiorno che è stata raccolta per le 2 mensilità passate, quindi gennaio-febbraio. Su questo non so se sia possibile a livello operativo, ma è una richiesta che facciamo col cuore in mano per cercare di far fronte
a questa situazione drammatica per il nostro settore. Lo ricordo, lo ribadisco, l'abbiamo detto poco fa, che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ufficialmente dichiarato il coronavirus una pandemia. Dovremo avere Federico Fusetti da Padova in un parco cittadino, se non sbaglio, così stiamo un po' vedendo le varie situazioni nei punti del Veneto, delle province. Allora Federico. Sì, buonasera Nicola, ma in realtà il nostro intento, il mio e di Federico Cibotto, che da qualche ora stiamo un po' girando per Padova, un piccolo viaggio per capire come si stanno comportando i padovani. L'idea, adesso avete visto, Federico è partito dalle immagini di un parco giochi, siamo in centro, città, e questo parco giochi siamo a distanza di sicurezza, nel senso che, come sapete, per quanto riguarda le immagini dobbiamo tutelare i bambini, per cui non è che possiamo avvicinarci, però il parco l'avete visto e fidatevi, se non l'avete intuito bene dalle immagini, ci sono parecchi bambini. Anche qui non dico che il parco sia pieno, però una ventina di bambini ci sono sicuramente. Il parco non è poi così grande, bambini anche vicini tra di loro che si spingono sull'altalena, insomma l'abbiamo visto con i nostri occhi sotto lo sguardo dei genitori. All'ingresso del parco c'è un cartello che dice in pratica che bisogna mantenere le distanze di sicurezza, ovviamente legato all'emergenza coronavirus. C'è poi un cartello che vi mostreremo magari più tardi, che è stato affisso da qualcuno, non ha niente di ufficiale, un cartello scritto a penna che dice in pratica anche i bambini sono a rischio e quindi non portateli al parco. Insomma, ci sentiamo di condividere, ecco, viste le raccomandazioni delle ultime ore, questo. Invece al parco bambini e famiglie ci sono. Adesso in realtà non so se Federico riesce a girarsi, ma qui siamo anche vicini a diciamo una rotatoria abbastanza importante per il traffico di Padova, e devo dire che ci sono parecchie macchine, traffico ce n'è, ci sono dei momenti che in cui si forma anche la coda a questa rotatoria. Certamente è un orario di punta, io immagino che queste siano tutte auto che stanno rientrando dal lavoro, ma vi assicuro il traffico è consistente, quasi a livelli normali. Per quanto riguarda i controlli, prima ci siamo collegati da Prato della Valle con una volante della polizia, c'era un'altra volante della polizia a poca distanza, poi abbiamo incontrato un'altra auto della polizia municipale che stava effettuando controlli sulle auto, e qui sono appena passati due carabinieri motociclisti che certamente si stavano spostando per controlli anche loro. Lo ricordiamo, anche le persone a piedi devono avere un valido motivo per essere in circolazione, questo insomma recita il decreto, e qui parecchia gente sta facendo jogging, sta portando il cane a spasso, magari abitano qui vicino e quindi sono giustificati, però insomma il movimento è forse un po' superiore a quello che si aspetta chi sta cercando di debellare il coronavirus. Grazie. Allora Federico Fusetti per questa nuova testimonianza, insomma i vari spaccati dalle nostre città, per capire come si sta recependo quello che è stato un vero e proprio allarme, un vero e proprio allarme del governatore Luca Zaia, che vedremo nel corso dei nostri telegiornali, a partire dal telegiornale del Veneto fra pochi minuti. Vi ricordo che, lo dicevamo prima, l'OMS ha dichiarato il coronavirus pandemia, e stando ai dati l'epidemia è diffusa in ogni continente a eccezione dell'Antartide. I paesi colpiti sono 105 su un totale di 180. Ora l'OMS avrà la facoltà di emanare direttive e inviare equip nelle nazioni più colpite nel rispetto della sovranità, come ha già fatto in Cina, Italia e Iran. Ciò che dice l'OMS è che ci sono paesi che non stanno facendo abbastanza per arginare l'epidemia. Preoccupa l'inazione di molti paesi. Ve lo ricordate quando l'Italia era il paese del coronavirus in Europa? Ecco, la situazione è globale e secondo l'OMS ci sono molti paesi che non stanno facendo abbastanza, non così evidentemente l'Italia, che proprio l'OMS ha elogiato per la sua attività e per il suo essersi mosso, insomma, per quanto la situazione sia grave, si sta muovendo con una direzione abbastanza forte. Allora, c'è un servizio particolare che viene da Bassano ed rappresenta una delle tante sfaccettature delle cosiddette
restrizioni sacrosante, fondamentali per poter arginare il contagio. Vediamo allora di cosa si tratta con il prossimo servizio. Ho ricevuto una richiesta per un colloquio da un'azienda e ho fatto presente le restrizioni per il coronavirus. L'azienda mi ha risposto che o mi recavo al colloquio a mio rischio e pericolo oppure non se ne faceva niente, e quindi ho detto arrivederci e grazie. Già i tempi sono difficili, eppure accade anche questo. A raccontarci una storia che ha dell'incredibile una nostra telespettatrice che risiede a San Zenone e che abbiamo sentito ha ricevuto una chiamata di primo colloquio per un lavoro in un'azienda del Bassanese. Proprio in questi giorni di fuoco, giorni in cui si chiede di restare assolutamente a casa, di spostarsi solo per estrema necessità. E chi ci ha chiamato ha espresso molto rammarico, perché ha perso il lavoro ancora prima di iniziarlo, ma soprattutto per avere subito quella che lei definisce un'ingiustizia. Io non voglio creare problemi a nessuno, però sono stanca onestamente di tutte queste ingiustizie, e finché la gente tace e non le denuncia andrà sempre avanti così. Non è giusto che innanzitutto venga contattata sapendo perfettamente che non mi posso muovere, e in secondo luogo non è giusto che ti dicano o vieni o il lavoro non se ne fa niente. Mi è sembrata veramente una presa in giro onestamente, perché sapevano che c'erano le restrizioni e non dovevano neanche pensare a una cosa del genere. Quindi io ritengo giusto denunciare questo fatto, non tanto l'azienda in se stessa, perché tutti siamo qui per lavorare e tutti siamo qui per darci una mano, però è giusto che queste discriminazioni si finiscano. Lei dice potevano spostarlo, se l'avessero spostato di qualche giorno, qualche settimana non sarebbe cambiato nulla, giusto? Sì, si pensi che all'inizio hanno anche insistito dicendo che tanto comunque nessuno avrebbe controllato, che potevo anche andare per un semplice colloquio, non c'era nessun problema, che per motivi di lavoro era permesso, al che io ho fatto presente che i motivi di lavoro erano diversi, cioè o eri già dipendente dell'azienda e comunque si trattava di qualcosa che non potevi fare telematicamente, oppure dovevi stare a casa. E ho proposto addirittura una videoconferenza, si parla tanto di digitalizzazione, telelavoro eccetera, e mi è stato risposto che non erano disponibili a una videoconferenza e che questa era l'unica possibilità, o mi presentavo o niente. Lei si sente discriminata a questo punto? Assolutamente sì, perché io ho dato tutta la mia disponibilità e non vedo assolutamente che difficoltà ci fosse a fare una semplice videochiamata in WhatsApp per fare un colloquio che non era definitivo, perché non è che dovessero assumermi, dovevamo semplicemente vedere se potevamo essere utili l'uno all'altro. Quindi non capisco dove fosse la difficoltà, perché essere così categorici assolutamente, non aveva nessun senso questa cosa. In questi tempi più che mai poi le videoconferenze, le videochiamate sono all'ordine del giorno, ma non per tutti. E allora la nostra telespettatrice lancia un appello. Agli imprenditori vorrei dire di cercare di aprire la mente a questo concetto e di rendersi conto che alla fine è un abbattimento dei costi notevolissimo, perché una persona che lavora da casa è un costo per l'azienda decisamente inferiore. E alle donne voglio dire di non arrendersi mai, di continuare sempre ad aggiornarsi, di rimanere sempre aggiornate e di insistere, perché dobbiamo assolutamente insegnare a questo mondo imprenditoriale che la tecnologia è fondamentale. Ce lo sta dimostrando il virus in questi giorni, che le persone che non sanno usare il computer sono isolate. Allora, fra poco ci collegheremo al telefono con un gruppo di ristoratori, con il referente di un gruppo di ristoratori trevigiani che hanno deciso evidentemente di chiudere in questi giorni. Ce l'abbiamo al telefono, chiedo di pazientare qualche secondo perché vi facciamo vedere quello che è il numero, il conto corrente con l'IBAN, poi magari lo faremo vedere meglio, per le donazioni sul coronavirus, le donazioni alla regione del Veneto, i tanti insomma che stanno e vogliono donare qualcosa dal semplice cittadino all'imprenditore per dare ossigeno anche materialmente alle ULSS. Allora, IBAN IT71V020080201700,
105 88 9030, la causale sostegno emergenza coronavirus, intestato a Regione del Veneto. Lo lasciamo magari in onda un po', mentre anche parliamo con il nostro ospite al telefono, così la gente ha il tempo lo faccio alzare un attimo, eccolo qui, così la gente ha il tempo di segnarsi l'IBAN, lasciamolo così. Allora, al telefono abbiamo Andrea Penzo Aiello, se non sbaglio. Buon pomeriggio, anzi buonasera ormai. Buonasera, buonasera. Buonasera, allora ci spieghi, lei è un ristoratore trevigiano che però è referente di un gruppo di ristoratori, è così? Allora, per preciso, sono un ristoratore trevigiano e sono referente di un gruppo di commercianti e ristoratori, perché ormai abbiamo riunito circa 300 persone, quindi 300 esercizi, tra ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici e negozi. Della città di Treviso o della provincia? Della città di Treviso? Abbiamo allargato quanto la provincia di Treviso e da questo pomeriggio sono anche nel direttivo nazionale, quindi ormai è una cosa nazionale. Allora, cosa avete deciso? Allora, noi ieri abbiamo messo giù una lettera al sindaco, che abbiamo avuto già modo di presentargli ieri sera direttamente in riunione con appunto il sindaco Conte e con il vice sindaco Lecchetti, in cui chiedevamo a loro come amministrazione locale dei provvedimenti che ci aiutassero a prendere la decisione di chiudere, o meglio, noi siamo pronti a chiudere da subito, perché è l'unico modo, secondo noi, per tutelare i nostri dipendenti e i nostri clienti, oltre a noi stessi. Però, d'altro canto, abbiamo bisogno di qualche garanzia che ci faccia stare a casa un po' più a cuor leggero in questi giorni. Che tipo di garanzie? Allora, abbiamo chiesto, già ottenuto, grazie a Dio, la sospensione della COSAP e della fissione. Abbiamo chiesto che venga sospeso fino alla fine dell'emergenza anche il pagamento della tassa rifiuti Contarina e dell'acquedotto, e so che quello dell'acquedotto è già arrivato questo pomeriggio. Abbiamo poi chiesto che il sindaco si faccia portavoce di un appello a cuore aperto ai proprietari dei muri, per permetterci di avere una sospensione dell'affitto per queste settimane, per questi primi mesi, e poi anche un piano di rientro che sia graduale, in modo da non trovarci poi che quando si può ripartire a lavorare siamo costretti a dover saldare tutto quanto in botta e non aver modo di respirare comunque. Quindi insomma di rateizzarlo. Poi peraltro lo stesso vice sindaco, assessore attività produttive De Checchi, che era qui, ha ribadito appunto il concetto, l'appello, quello ai proprietari insomma degli edifici di far slittare ovviamente il canone d'affitto, e mi pare che due dei tributi che lei ha citato siano già stati fatti slittare dall'assessore al bilancio, se non sbaglio. Ma esattamente, infatti abbiamo trovato grandissima apertura, grandissima disponibilità a un dialogo, e di questo siamo veramente tutti quanti molto felici, perché in questo momento non esistono più sigle, non esistono più partiti, siamo tutti quanti sulla stessa barca, abbiamo bisogno di aiutarci a vicenda, ed è stato molto bello poter trovare un confronto così costruttivo ieri sera. Senta, sì, dica. Poi la lettera continuava e chiedeva di farsi portavoce a livello, in quanto lui comunque è il responsabile dei sindaci del Veneto, anche a livello regionale, quindi poi nazionale, di quelle che sono le normative che noi vorremmo, di quelli che sono gli aiuti che noi vorremmo avere a livello anche nazionale e che dovrebbero essere previsti alla prossima manovra. E per questo lui si è impegnato, ma per fortuna, appunto, come dicevo, si è creato spontaneamente anche un collettivo nazionale di cui siamo dentro già da oggi pomeriggio, e con questo collettivo nazionale abbiamo emanato il primo comunicato stampa oggi pomeriggio, diretto appunto al Premier Conte, e penso che se non domani, dopodomani uscirà il secondo comunicato stampa un po' più completo, in cui andiamo appunto a chiedere una serie di garanzie anche da parte dello Stato. Senta, le faccio l'ultima domanda e poi la lascio, e la ringrazio anche perché insomma il messaggio che date è molto importante. In questi giorni, prima che ci fosse insomma ci fossero gli ultimi dati, che ci fosse anche questo appello forte del governatore Zaia, che in qualche modo sta accelerando un'idea che si era già creata senza attendere decreti da parte del governo. In questi giorni cosa vi dicevano i clienti, la gente, che sensazioni avevate, registravate tra le persone? Allora, diciamo che fino a sabato notte, quando è uscito il decreto, quello più pesante,
c'era ancora tantissima leggerezza, ma anche da parte nostra in parte, non possiamo non ritenerci responsabili della cosa. E questo è stato sicuramente il problema principale che ci ha fatto a questo punto arrivare al punto di dire: ragazzi, chiudiamo tutto, fermiamo tutto, o se no non usciremo veramente mai, o con le ossa troppo rotte. Quindi tutto è cambiato domenica. La domenica abbiamo visto grande responsabilità, soprattutto devo dire dal fascia media. Purtroppo ancora ragazzini e persone un po' più avanti con l'età escono di casa in maniera ancora troppo irresponsabile. Abbiamo un figlio che tutti i giorni, noi avendo una caffetteria, vediamo troppi anziani al mattino che ancora escono perché probabilmente hanno bisogno di un contatto fisico, e ci sta, è umano, che però in questo momento non si ha da avere. Bisogna stare a casa, bisogna stare chiusi, bisogna soffrire per 2 settimane, è importantissimo per il bene di tutti quanti. Grazie allora, grazie ad Andrea Penzo Aiello, grazie davvero. Nel frattempo anche Benetton chiude tutti i negozi diretti, quindi c'è questa chiusura da parte di Benetton Group, ci fanno sapere. Poco fa il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli per l'emergenza coronavirus ha dato gli ultimi dati: 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più rispetto a ieri, parliamo dell'Italia, mentre il numero dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono complessivamente 827 in Italia e sono 196 in più rispetto a ieri. Così Borrelli. Noi siamo in attesa anche di avere il dato regionale, il cosiddetto bollettino di azienda zero. Siamo fermi a quel 1023 che già spaventa, perché ha significato superare la quota dei 1000 casi positivi in Veneto, ma evidentemente sarà un numero ancora maggiore fra poco. 30 i decessi, con anche il primo decesso, lo registriamo, lo ricordiamo, quello di Belluno stamattina, una signora di 91 anni. Sempre Borrelli dice: sull'uso delle mascherine chirurgiche in luogo di lavoro il comitato scientifico raccomanda di rispettare rigorosamente la distanza di 1 metro come principale criterio di contenimento del virus. In assenza della possibilità di mantenere la distanza è raccomandato l'uso della mascherina anche nell'ambito lavorativo. Noi lo facciamo proprio anche da noi in redazione, abbiamo le nostre mascherine. Se non riusciamo a stare ovviamente in distanza droplet negli uffici dell'emissione, della regia, insomma è una cosa da fare perché bisogna attenersi a questa situazione, bisogna fermare questo contagio in tutti i modi possibili, altrimenti la situazione diventerà disastrosa. Fra poco, nel corso del telegiornale del Veneto, risentiremo quello che è l'appello del governatore Zaia, anzi fra pochissimo, perché siamo davvero in chiusura. Allora, pochissimi istanti di pubblicità, si chiude questa prima parte dell'edizione straordinaria iniziata alle 12 di oggi. Adesso ci sono i nostri telegiornali, tutte le notizie, i servizi e gli aggiornamenti, telegiornale del Veneto, telegiornale di Venezia, telegiornale di Treviso e poi alla fine l'ultimo aggiornamento fino alle 21. A fra poco. Di nuovo insieme con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Buonasera telespettatori di Antenna 3, ancora in diretta per darvi conto dell'ennesima giornata difficile per il Veneto, per il nord-est, per l'Italia intera. Una giornata che è stata scandita dalle parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, che l'ha detto chiaro e tondo: rimanete in casa, rimanete il più possibile in casa, perché rischiamo, stando ai modelli matematici, di arrivare a un contagio diffuso per oltre 2 milioni di persone.
toni decisamente preoccupati, preoccupanti e allarmanti, toni per certi versi anche inediti, come è stato sottolineato nel corso di tutta la giornata. Gli ospedali del Veneto, Padova, Treviso principalmente sono sotto stress, i focolai ormai abbiamo imparato a conoscerli tutti e a chiamarli con il loro nome. Le terapie intensive sono nel mirino, gli operatori sanitari stanno facendo sforzi immani per tenere l'intero sistema. Ma evidentemente non basta, serve la responsabilità di tutti. A questo senso di responsabilità si è rivolto per l'appunto il governatore Zaia, che abbiamo sentito più volte nel corso della giornata e che vi riproporremo anche nel corso di questa edizione straordinaria, che nasce un po' per fare il punto di questa giornata. I dati li avete sentiti poco fa dalla collega Francesca Bozza. Sono per il momento quelli che vedete in grafica, forse non si vede benissimo perché ci sono problemi proprio con il sistema centrale, problemi che ci ha comunicato la stessa regione. Al momento ci sono 1049 casi, 1011 positivi, guariti 38. Il precedente bollettino ufficiale della regione del Veneto parlava di 1023 casi, quindi ci sarebbe un aumento tutto sommato contenuto, fortunatamente contenuto. Al momento non so dirvi se ci sono stati ulteriori decessi. Di certo c'è la morte di un'anziana che è stata comunicata dall'ULS 1 Dolomiti, l'ULS di Belluno. Si tratta di una signora 91enne che era stata ricoverata in geriatria all'ospedale di Feltre, al Santa Maria del Prato, e che poi è stata trasferita nei giorni scorsi al reparto di malattie infettive del San Martino di Belluno, dove è spirata. L'USL ha dato comunicazione di questa scomparsa, facendo anche le condoglianze alla famiglia. Quindi per il momento è l'unico decesso ufficializzato della giornata, in attesa appunto che la Regione ci dia maggiori ragguagli. Questa quindi la situazione dal punto di vista della contabilità, lo vedete, quindi ci sono circa, anzi 81 persone in terapia intensiva. Questo il dato, e le terapie intensive per l'appunto sono nel mirino. Terapie intensive che in questo momento sono anche al centro di una campagna della Regione del Veneto. Prego la regia, se possibile, di mandare in onda lo schema, la tabella con i numeri, i riferimenti per quanto concerne le donazioni da fare per appunto aiutare gli ospedali veneti sotto stress, per l'acquisto di nuovi macchinari. E l'Iban lo vedete, IT71 V di Venezia 0200 80201 730 000 1058 89030, causale sostegno emergenza coronavirus, intestato a Regione del Veneto. C'è già una gara di solidarietà tra gli imprenditori del Veneto. Ma la cronaca ci porta in questi minuti a Trieste. Ci porta a Trieste perché dopo l'Austria anche la Slovenia ha annunciato la chiusura della frontiera con l'Italia, e lo sta facendo in maniera eclatante. Al telefono dalla redazione di Trieste c'è il collega Marco Stabile. Marco, mi senti? Sì, buonasera. Proprio così, quello che sta succedendo è veramente epocale, perché ieri c'è stato l'annuncio di Lubiana rispetto alla chiusura dei confini con l'Italia. Oggi siamo passati ai fatti, in particolare i confini minori, che in realtà di minore hanno molto poco, sono stati realmente blindati. Non so se state mandando in onda le fotografie che si riferiscono a quello tra Basovizza e Lipica e quello di Gorizia, confini che sono stati chiusi con
transenne e addirittura jersey di cemento armato, nel caso di Gorizia addirittura una doppia fila in altezza di jersey di cemento armato. Restano aperti invece i due, per esempio a Trieste, i due confini, diciamo così, autostradali con la Slovenia, dove si passa però solo con una documentazione medica, ovvero con un certificato medico al massimo risalente a 3 giorni prima, che certifica la situazione di salute, oltre che le motivazioni di urgenza, come per esempio i permessi lavorativi. Ora, per entrare nella notizia bisogna calarsi nella nostra realtà. Per un Veneto, Slovenia e Italia sono due stati confinanti, ma chiaramente molto distinti fra loro. Per uno che vive qui è una situazione completamente diversa. Ci sono migliaia di persone che vivono, lavorano e vanno a scuola al di qua e al di là del confine. Vivono in Italia e lavorano in Slovenia e vivono in Italia, piuttosto che vanno a scuola o per frequentazioni quotidiane. Questa è la situazione che chiaramente ci si trova a vivere da un momento all'altro, soprattutto a 13 anni di distanza dall'apertura di Schengen. Il 21 dicembre del 2007 quel confine di fatto ha cessato di esistere per la quotidianità di tutti, e quindi da domani sarà molto difficile per tutte quelle persone che vivono, lavorano o hanno frequentazioni da una parte all'altra del confine cambiare la propria vita. Pensate che al di là del confine di Basovizza c'è un paese che si chiama Locher, Corniale in italiano, in cui vivono quasi 300 triestini che hanno preso casa in Slovenia. Per Gorizia la situazione è ancora più inquietante, perché Gorizia prima diciamo così, dell'apertura dei confini, no? Ai tempi ancora della cortina di ferro, era di fatto la Berlino italiana, no? Una città, Gorizia e Nova Gorica, divise da un vero e proprio muro che 13 anni fa è stato abbattuto, e sostanzialmente una città anche lì è andata a riunirsi in quella che abbiamo iniziato a chiamare Nuova Europa. Ecco, questo muro, anche se su quei confini minori, solo su quei confini minori, è tornato a dividere la gente. È ovvio, si passa ancora nei confini principali con il certificato medico, ma ditelo a quelle persone che vivono, lavorano o vanno a scuola o devono andare a scuola magari dall'altra parte del confine. Sì, perché in Slovenia, a 2 passi dall'Italia, le scuole sono ancora aperte, si lavora ancora, non c'è ancora quel tipo di direttiva italiana da zona rossa, e proprio su questo, vista la transfrontalierietà della zona, tra qualche tempo bisognerà riflettere se la Slovenia forse doveva agire un po' più tempestivamente, ma queste cose ovviamente riguardano Lubiana e non Roma. Ecco Marco, quindi si tratta, come hai detto te, di una misura per certi versi epocale, storica. Assolutamente. Approfitto di te, qual è la situazione aggiornata da Trieste? Ci sono nuovi casi? Come procede a Trieste e in regione? Guarda, l'ultimo aggiornamento in questo momento non parla ancora di nuovi casi, stiamo attendendo l'ultimo comunicato della regione, quindi rimaniamo a quello di ieri. Quello che c'è da dire è che stiamo continuando a dire alla gente, forse in maniera anche troppo insistente, state a casa, perché ovviamente qui si è passati da una situazione di maggiore libertà alla zona rossa in pochissimo, e in molti probabilmente si sono resi conto solo oggi delle conseguenze di una misura così forte, di una misura così stringente, e pian pianino la città di Trieste, tutto il territorio, Gorizia, ci si sta adattando, anche se devo segnalarti che durante quest'ultima giornata abbiamo notato diverse situazioni ancora di criticità di persone che, come dire, non hanno ancora accettato la situazione. Poi nel pomeriggio è successa una cosa molto importante, la Confartigianato locale ha deciso di dire a tutti i propri associati, 1600 sul nostro territorio, chiudete le aziende e andate a casa. Questo è stato un segnale che ha forse colpito nel segno, perché in zone periferiche e semiperiferiche insomma hanno chiuso già quasi tutti, però nel centro cittadino la situazione è ancora a metà in qualche modo, e proprio forse questi segnali che non avremmo mai pensato di vedere, a cui non avremmo mai pensato di assistere, forse in questo momento sono molto importanti per far capire alla gente
che è il momento di fare qualche sacrificio in più per il bene magari non di noi o dei nostri figli, ma magari dei nonni, che sono quelli che rischiano di più. Marco, grazie mille, grazie e buon lavoro. Ecco, a proposito, rimaniamo solo per qualche secondo ancora in territorio friulano, Friuli Venezia Giulia. Qui prego la regia di mandarla in onda. Questa è una foto che arriva dal confine tra Slovenia e provincia di Udine. Ci sono dei massi, sono stati addirittura apposti dei massi sulla strada, quindi siamo arrivati a questo punto. Siamo arrivati a questo punto quando appunto dopo anche l'allarme e in qualche modo l'ufficialità arrivata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito definitivamente il coronavirus come una pandemia. Fino a pochi giorni fa, fino in realtà a qualche ora fa, si parlava di epidemia, adesso è ufficialmente una pandemia. L'ultima pandemia ufficializzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità era stata l'influenza suina, l'H1N1, che colpì circa 1 miliardo di persone nei primi 6 mesi, causando 600.000 morti. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità però avverte che, secondo le definizioni, una pandemia è la diffusione in tutto il mondo di una nuova malattia e generalmente indica il coinvolgimento di almeno 2 continenti, quindi riguarda più la diffusione che la gravità della malattia. Quindi questa è un po' la situazione. Ecco, in questi minuti adesso ci spostiamo, ritorniamo in Veneto, ritorniamo a Treviso, dove il sindaco Mario Conte ha pubblicato poco fa un video su Facebook per bacchettare sostanzialmente un po' la popolazione, perché in realtà non si stanno rispettando in diverse occasioni, in vari luoghi, le distanze di sicurezza che erano state introdotte dai vari decreti governativi, il famoso droplet, quindi la necessità di mantenere perlomeno 1 metro, se non di più, di distanza tra una persona e l'altra. Sentiamo Mario Conte, chiedo alla regia se è possibile, sta caricando. Eccolo. Buonasera a tutti, sono appena rientrato da un giro fatto nei quartieri con la polizia locale e devo dire che non ci siamo perché troppi bambini sono ancora al parco giochi con le mamme, troppi ragazzi sono nei campetti, troppi anziani sono in giro a fare la passeggiata e a chiacchierare. Cioè dobbiamo metterci in testa che non siamo in vacanza, c'è un'emergenza sanitaria in corso, perché diversamente saremo a lavoro e a scuola. Ci hanno chiesto di fare un sacrificio, ci chiedono di stare a casa perché potenzialmente siamo tutti portatori del coronavirus, anche se magari in forma asintomatica, e quindi noi, andando al parco, andando a camminare, andando al bar, rischiamo di attaccare il nostro virus ad altre persone che a loro volta lo attaccano ad altre persone che magari sono immunodepressi o magari sono anziane e finiscono all'ospedale. Allora non c'è da essere più furbi, non c'è da bypassare il decreto, c'è da stare a casa. Dobbiamo capire questo, la situazione è sotto controllo, ma i contagi sono sempre in leggero aumento. All'ospedale stanno facendo un lavoro enorme, i medici stanno facendo turni su turni insieme agli infermieri, insieme agli operatori sanitari. Io chiedo rispetto per se stessi, per le persone che stanno vicino, rispetto per coloro che stanno facendo sacrifici economici chiudendo le proprie attività. Io ringrazio la stragrande maggior parte dei commercianti che responsabilmente ha deciso di tener chiuso. Noi da domani chiuderemo
apriremo anche i mercati e quindi ci vuole rispetto per chi ci mette di tasca sua sacrificio, rispetto per le famiglie che hanno i parenti in ospedale, rispetto per noi stessi, rispetto per i nostri genitori, rispetto per i nostri figli, rispetto per tutta la collettività. Non dobbiamo ragionare da singoli, dobbiamo ragionare da collettività e dobbiamo soprattutto aver rispetto per le centinaia di infermieri e dottori che tutti i minuti lottano per garantire la nostra salute. Se non capiamo questo significa che non siamo un popolo maturo, ma noi lo siamo, lo dimostreremo, vinceremo questa partita, ma mai come oggi c'è bisogno dell'impegno di ognuno di noi. Ognuno di noi deve cambiare le proprie abitudini, ognuno di noi deve assumersi delle responsabilità, la responsabilità più grande che è quella di stare a casa e di mettere al sicuro la salute propria e degli altri. Mi raccomando, ora non si scherza più, se non passerà la linea buona aumenteremo i controlli da parte delle forze dell'ordine e sapete che non sono solo sanzioni ma sono denunce, lo dobbiamo per la salute di tutti quanti. Ecco quindi questo il sindaco di Treviso Mario Conte, lo sentite dai toni dei vari rappresentanti istituzionali, la preoccupazione sta aumentando a tutti i livelli, non è allarmismo, è allarme reale e ve lo possiamo confermare perché da giorni vi raccontiamo anche quello che sta succedendo a livello sanitario con le strutture ospedaliere sotto stress. C'è un'emergenza sanitaria in atto, questo è il punto ed è noto a tutti, ma c'è anche un'emergenza economica sempre più evidente, lo si vede per strade vuote, deserte, centri commerciali svuotati anche per ordinanza, sabato e domenica saranno completamente chiusi per tutta la giornata, poi si sono inseguite voci su un blocco totale, ma al momento non c'è nessun tipo di notizia ufficiale, quindi attenderemo le prossime ore, i prossimi giorni per capire se il governo deciderà di arrivare anche a questa extrema ratio. Di fatto l'economia è in ginocchio, tutti i settori dell'economia, ovviamente il turismo, le agenzie di viaggio, gli alberghi chiusi a Venezia, lo abbiamo raccontato, ormai quasi tutti gli alberghi sono chiusi o a scartamento ridotto, nel Trevigiano, nel Padovano, il distretto termale, insomma una situazione che non si era mai registrata. Poi c'è la manifattura veneta particolarmente vocata all'export, all'internazionalizzazione dei prodotti. Immaginiamo solo cosa significhi il comparto dell'occhialeria per l'export, lo sport system, la calzatura, sia a Montebelluna che sulla riviera del Brenta. E a tal proposito, proprio per rassicurare le categorie economiche, dal turismo ai servizi alla manifattura, arrivano le parole del sottosegretario Pierpaolo Baretta, che è anche candidato sindaco a Venezia, che appunto dice che ci sono dei provvedimenti shock all'ordine del giorno del governo, provvedimenti di sostegno per l'impresa e per le famiglie, ma sentiamo Pierpaolo Baretta. Come governo stiamo predisponendo nelle prossime ore un decreto molto robusto che dovrà affrontare innanzitutto l'emergenza sanitaria. Oggi c'è bisogno di nuovi macchinari, di respiratori, di tutto ciò che serve a sostegno dell'emergenza, ma anche il personale sanitario che sta lavorando con grande abnegazione e competenza e quindi va sostenuto anche finanziariamente, gli straordinari, le eventuali assunzioni per un periodo di tempo. Sostegno alla sanità, all'economia, alle famiglie. Di fronte alle conseguenze provocate dal coronavirus, Pierpaolo Baretta, candidato sindaco a Venezia e sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, annuncia un blocco di interventi del governo a 360 gradi che considerano anche le ripercussioni dell'emergenza sul lavoro. È necessario che venga data la cassa integrazione, soprattutto per quei settori che non ce l'hanno, penso ad esempio al turistico e alberghiero, che noi abbiamo
Qui tra l'altro a Venezia sono settori di grande importanza per il nostro territorio, Venezia e il Veneto, ed è importante che abbiano questa tutela per impedire i licenziamenti, dare ai lavoratori una risposta. Nei provvedimenti sarà tenuto conto anche delle difficoltà incontrate dalle famiglie nella gestione dei figli, ora che le scuole sono chiuse. Bisogna pensare anche ai voucher oppure addirittura ai congedi parentali per tutti. E questo comporta un intervento importante dal punto di vista anche di sostegno finanziario, ma va assolutamente fatto. Le famiglie hanno diritto di stare vicino ai loro figli in questo momento. Altro intervento è quello di carattere fiscale, per ovviare ad un problema di liquidità sia di famiglie che di imprese. Ridurre al massimo i pagamenti prossimi di interventi fiscali vari, ma anche sospendere i mutui e fare in modo che quando si dovrà pagarli questo venga rateizzato nel tempo, perché che non succeda che magari nel momento in cui si supera questa crisi poi arriva un eccesso di assenza di liquidità per i pagamenti arretrati. Ecco dunque le parole del sottosegretario Baretta per quanto concerne le misure che il governo intende adottare nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Ovviamente, lo abbiamo detto, economia in ginocchio, ci sono le grandi imprese anche che stanno facendo i salti mortali per garantire la produzione. Tra queste c'è per esempio la Safilo, che oggi si è incontrata per approvare il bilancio 2019, i conti 2019, vendite nette in aumento del 3,1%, una buona notizia in una situazione normale, visto che proprio Safilo aveva annunciato un piano di lacrime e sangue, ma proprio Safilo deve fare i conti adesso, come tutte le altre aziende grosse e piccole venete, di quello che sta succedendo con il coronavirus, quindi un grosso punto interrogativo su quello che è anche il proseguo della trattativa. Adesso per noi c'è un po' di pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Di nuovo insieme per fare il punto di una giornata, dell'ennesima giornata complicata, difficile sul fronte coronavirus per il Veneto, ma non solo per il Veneto, per l'intero paese, non solo per l'Italia, ma a questo punto anche per l'Europa e il mondo, visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il coronavirus come una pandemia, non più un'epidemia ma una pandemia. Per il Veneto una giornata contrassegnata dalle parole davvero forti del governatore Luca Zaia, che poi risentiremo e che abbiamo comunque sentito tante volte oggi. Commentare queste parole, questi toni, soprattutto i toni utilizzati dal governatore, è stato il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, con un video che è stato pubblicato anche sui social, ma sentirei proprio Avarino che commenta le parole di Zaia. Mi chiamo Ferdinando Avarino, sono il vice direttore della televisione del gruppo Media Nord-Est. Siamo in straordinaria dal 21 febbraio, oggi è l'11 marzo ed è da poco passata l'una, è appena finita la conferenza stampa di Zaia. Vi posso dire, per la mia esperienza, non ho mai visto una conferenza stampa di questo tipo. Cosa ha detto il governatore? Siamo vicini al picco, dovete restare a casa, dipende solo ed esclusivamente tutto da voi. Al 15 marzo, quindi fra poche ore, vivremo un picco nelle terapie intensive, quindi quello che stiamo vivendo, vedendo e intuendo della Lombardia sta per capitare al Veneto. Lo chiedo a tutte le persone che seguono e vedono questo video, condividetelo, ditelo agli amici che vivono al sud. Non è uno scherzo, non è uno scherzo. Da questa mattina il bollettino diceva 68 persone ricoverate in terapia intensiva. Già alla conferenza stampa di Zaia, poche ore dopo, sono diventate 75. Vi faccio vedere io i ragazzi che sono intubati, vi dico che ci sono anche dei giovani, ci sono delle persone di mezza età. Non raccontate stupidaggini in giro, non è un'influenza normale, ditelo a tutti. Entro il 15 aprile rischiamo un contagio per 2 milioni di veneti.
2 milioni di veneti se non si sta a casa, lo capite o no? Ditelo a tutti gli amici che condividevano delle stupidaggini su Facebook, a parte le bufale e il fatto che fosse un'influenza normale. Ora ditelo, perché siamo in straordinaria dal 21 febbraio, io non ho mai visto una conferenza stampa come questa. È una preoccupazione che dipende dalla politica, adesso lo vedete, ma chi se ne frega della politica, dipende solo da noi la soluzione di questo problema. Dipende solo da noi, dovete restare a casa. Continuiamo a ricevere domande di telespettatori che mi dicono: posso portare il cane sul Carso, posso andare al parco, posso andare a correre al mare, cosa mi interessa, vado a Jesolo. È sbagliato, è sbagliato, dipende solo da voi, lo volete capire o no? Allora io vi chiedo davvero questo favore, perché il tema è questo: adesso noi nei prossimi giorni rischiamo di dover svuotare gli ospedali, lo ha detto Zaia, per riempirli solo di pazienti Covid. Lo capite o no? Questo è un appello importantissimo e io lo dico anche agli amici che ci seguono dal sud, vi prego, condividete questo video, ditevelo, iniziate a stare a casa, perché lo riusciamo a combattere soltanto restando a casa. Il più possibile. Nelle prossime ore probabilmente prenderanno questo provvedimento che riguarderà tutta Italia, tutto chiuso, peggio ancora di quel DPCM del 9 marzo. Allora vi prego, condividetelo. Il dato di Zaia dalle proiezioni è che vede 2 milioni di veneti contagiati entro il 15 aprile. Altro che portare a spasso il cane sul Carso. Ecco quindi le parole del nostro vice direttore Avarino, che nel corso della giornata hanno fatto discutere e riflettere e sono state condivise sui social a livello nazionale. Del resto l'allarme c'è e i dati che il governatore Zaia ha portato sono giustificati da modelli matematici che sono stati studiati dalla stessa unità di crisi, dallo stesso comitato scientifico presso l'unità di crisi di Marghera, che vede anche numerosi luminari, professori, dottori medici dell'Università di Padova. E non solo, ma c'è un atteggiamento ambivalente nelle persone, nelle varie comunità, nei territori. Da un lato molti negozi stanno chiudendo, abbassando spontaneamente le saracinesche, in attesa forse di quello che potrebbe essere il provvedimento del governo sul blocco totale delle attività produttive e commerciali, se non per quella appunto di pubblica utilità, per i servizi essenziali. Quindi da un lato c'è questo senso di responsabilità, dall'altro invece c'è ancora troppa gente in giro che sta sottovalutando questo allarme, questo appello. A tal proposito vi mostrerei il servizio realizzato dalla collega Anna Maria Parisi a Mestre, dove si vede benissimo questo atteggiamento ambivalente da parte delle persone. Prego la regia di metterlo in onda. Il centro estetico deve rimanere chiuso fino al 3 aprile. Tutti gli appuntamenti vengono cancellati e rinviati in data da destinarsi. Incredibile, il bar San Marco, che porta l'omonimo nome della via, è chiuso. Il bar a fianco, questo è un nuovo centro estetico, è chiuso per ferie, dal 10 marzo al 22 marzo. Nel villaggio San Marco a Mestre, come le due attività, chiuse le complessive 10 negli appena 100 passi che contiamo, partendo a ritroso dal civico 158 in poi. Dalla parrucchiera all'estetista, passando per bar e amministratori di condominio, eppure per lo SPID della CGIL. L'avviso al pubblico è sempre lo stesso: chiuso. Chi per ferie, chi per effetto del DPCM, si legge, con la postilla aggiuntiva degna di nota in un secondo centro estetico. Se stiamo tutti a casa risolviamo velocemente questa situazione. L'unico che continua a tenere aperto, lui, l'ottico della zona, nonché vicepresidente della municipalità di Mestre. Circondato dal deserto totale. Sì, infatti abbiamo fatto questa lunga carrellata di questi negozi che appena 100 metri sono tutti chiusi. Obbligati da una questione giustamente igienica, perché il centro estetico ha chiuso, le signorine qui vicino che lavorano a portata di
diciamo di viso a viso hanno chiuso, alcuni stanno molto attenti, però la sensazione è che giorno dopo giorno, finché le cose non si risolleveranno, chiuderemo tutti. Pochi metri più avanti, al Parco San Giuliano, la situazione è diametralmente opposta. Qui pullula di gente. Preoccupazione c'è. E però come mai siete venuti al parco nonostante anche per un po' prendere un po' d'aria, la bambina non può stare tutto il giorno a casa. Cioè, si sa che la preoccupazione c'è, però per andare a fare le spese bisogna andarci. Giustamente, se dopo faranno un divieto assoluto lo rispetteremo. C'è chi fa jogging, chi seduto alle panchine, ciclisti, compagnie di ragazzi a passeggio o comodamente seduto al bar a prendere il sole che sembra di stare in un mondo parallelo. Forse sarebbe opportuno pensare che si chiude tutto per 15 giorni. In questo credo che la proposta di Zaia non sia peregrina. Ecco, quindi c'è anche dibattito su quello che sta succedendo e sulle varie dichiarazioni, però resta un fatto: bisogna rimanere in casa il più possibile. Non è più allarmismo, semmai lo è stato, è allarme, è un autentico allarme. Non succede tutti i giorni di sentire appelli così accorati, forti, drammatici da parte di un'istituzione, da parte di un rappresentante istituzionale, tra l'altro nella giornata in cui il Covid-19 viene dichiarato pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cosa che avviene raramente nella geografia, nella storia epidemiologica mondiale. Quindi questo è lo stato dell'arte. E ribadiamo quindi quanti sono i casi al momento: 1049 i casi positivi al coronavirus in Veneto. Tra questi rientrano 38 pazienti che nel frattempo sono guariti. Per questo il dato reale, comunica la Regione, dei malati attuali è di 1011. Lo riferisce quindi l'ultimo report della Regione, che è un report però differente dai precedenti bollettini ufficiali. Ne capiremo probabilmente di più nei prossimi minuti, nelle prossime ore. Da stamane quindi l'aumento è di 26 casi rispetto quindi al bollettino ufficiale delle 7:30 del mattino. 2 sono i bollettini ufficiali che vengono emessi e diffusi quotidianamente dalla Regione del Veneto, quindi un rallentamento parziale rispetto al picco di stamane, che riguardava per l'appunto la notte scorsa, più 110. Non ci sono quindi variazioni significative. Per quanto concerne i decessi, l'unico di ufficializzato in giornata è stato quello dell'ULSS 1 Dolomiti, riguardante una signora di 91 anni. Questo il quadro della situazione, questa la contabilità del contagio. In ultima battuta risentiamo però le parole di Luca Zaia nel servizio, nella sintesi di Lina Paronetto. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Divieti, restrizioni, appelli accorati, niente sembra bastare per chiarire ai cittadini che possono uscire di casa solo se strettamente necessario. E allora il presidente del Veneto Zaia arriva in conferenza stampa con un cipiglio completamente diverso. È informale anche nell'abbigliamento, niente cravatta, e soprattutto è determinato a farsi capire una volta per tutte. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari, o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti.
Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. Il peggio sta arrivando e che si vada incontro al blocco totale o meno la questione non cambia. Chi può si tappi in casa senza tante discussioni. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone. Il rischio è quello di far collassare gli ospedali. Il contagio va necessariamente rallentato, quantomeno diluito nel tempo. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti ascoltino bene le mie parole e evitino di mandarmi i commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni, ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus. Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Impossibile fare il tampone a tutti i veneti, solo il rigore e l'autodisciplina di ciascuno può dare un risultato per contrastare un'emergenza che durerà, dice Zaia, ancora per diverso tempo. E abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io ste robe non le voglio liquidare con beh, è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero. Non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora, oggi la partita passa in mano ai veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no? Che se ti vietano l'alcol allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. E un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. Queste quindi le parole nette di Zaia che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni. Questo quando in Italia i malati sono 10.590, questi gli ultimi dati diramati da Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, 1.045 le persone guarite, in Veneto 1.049 casi, in aumento di una ventina, 26 unità rispetto al bollettino ufficiale diramato questa mattina. E vi propongo per l'ultima volta, perché penso sia significativa, la tabella con i dati per
eventuali donazioni alla sanità veneta per l'acquisto di macchinari per la terapia intensiva e per tutto l'occorrente. La causale sostegno emergenza coronavirus intestato alla Regione del Veneto lo manderemo in onda più volte nel corso dei nostri telegiornali e delle nostre edizioni straordinarie. Questa quindi la situazione alle 20:56 dell'11 marzo 2020 in Veneto. È davvero tutto anche per oggi. Ovviamente l'informazione di Antenna 3 torna per domani e per i prossimi appuntamenti con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Buon proseguimento di serata.